Buongiorno, buon lunedì, puntuali di nuovo in diretta con tante notizie, tanti aggiornamenti. Naturalmente oggi è una giornata importante perché è in corso, e lo sentiremo anche poi dal Presidente Zaia alle 12:30 con il consueto punto stampa, la riunione proprio tra Regioni e Governo per delineare quelle che saranno le misure inserite nel prossimo DPCM. Quello attuale, infatti, lo ricordiamo, scadrà il 15 gennaio. Ci sono importanti novità che potrebbero essere introdotte nel nuovo provvedimento del governo. Ne parleremo tra pochissimo con l'ospite che ho già in collegamento e che saluto, il sindaco di Asolo. Buongiorno sindaco Mauro Migliorini, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno sindaco, naturalmente si parlerà di questo nel punto stampa del Presidente Zaia, di quelle che saranno le novità emerse da questo incontro tra Stato e tra Governo e Regioni, e poi c'è anche la novità proprio del fine settimana, ovvero che il Ministero della Salute ha riconosciuto la validità dei test rapidi ormai utilizzati in Veneto. Proprio su richiesta del Veneto è arrivata questo riconoscimento, e da oggi dunque dovrebbero essere inseriti anche i numeri dei test rapidi nel conteggio complessivo dei positivi. Oggi insieme al governatore Zaia è annunciata anche la presenza del dottor Rigoli, il padre dei test rapidi, quindi sentiremo tutte le novità introdotte con questa circolare del Ministero dell'Interno. Sindaco, però come ho detto, oggi è una giornata importante perché si sta discutendo tra governo e regioni di quelli che saranno i contenuti del nuovo DPCM. Ricordiamo che da oggi il Veneto è in fascia arancione fino al 15 gennaio, ma poi c'è un rischio di fascia rossa se dovesse essere preso in considerazione, come richiesto da Istituto Superiore di Sanità e Comitato Tecnico Scientifico, anche l'incidenza dei positivi ogni 100.000 abitanti, un numero che sappiamo essere molto elevato qui in Veneto. Un rischio zona rossa che lei vede come? Beh, se guardiamo i numeri, cioè se questo parametro che viene proposto dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Istituto Superiore di Sanità, noi siamo pienamente all'interno della zona rossa, se viene considerato questo parametro. Siamo con un numero di oltre 400, quando il valore preso come soglia dovrebbe essere intorno ai 200-250, quindi capiamo bene che siamo all'interno pienamente di questa nuova parametro, di questa nuova zona rossa. Al di là del colore, se io guardo la realtà del mio comune, la realtà del nostro territorio, della Sorano, della Pedemontana, vedo che continuiamo ad avere non da un giorno, non da 15 giorni, ma da novembre, un'alta incidenza, cioè continuiamo a mantenere dei numeri molto elevati che vanno ben oltre, ad esempio per il comune di Asolo, ben oltre le 100 persone ogni giorno che risultano positive. Sicuramente la maggior parte sono asintomatiche, però sappiamo che molti sono sintomatici, alcuni sono ricoverati, e quindi sintomatici il servizio sanitario territoriale, i medici di base continuano a seguirli e cercare di evitare che entrino, se non proprio in uno stretto stato di necessità, all'interno delle strutture ospedaliere, sia per seguirli a domicilio ma anche per non caricare di ulteriore lavoro il sistema sanitario ospedaliero. Detto questo, bisogna fare anche un'altra riflessione. Noi siamo in zona arancione, ma guardate che eravamo zona gialla fino a qualche settimana fa, pochi giorni fa, ma nonostante fossimo in zona gialla, le attività commerciali, le attività ricettive, le attività anche i piccoli artigiani hanno sofferto e continuano a soffrire. Se io guardo gli alberghi nel centro storico di Asolo, sono chiusi dal primo weekend di ottobre ed eravamo in fascia gialla. Quindi se noi contiamo ottobre, novembre, dicembre, gennaio, sono 4 mesi che sono chiusi, e quindi diventa assolutamente indispensabile che queste attività, ma non solo le strutture ricettive, torno a ripetere, anche i piccoli artigiani, perché ho conoscenza diretta di piccoli artigiani che sono da più di un mese che non lavorano, e se non ci sono degli aiuti economici, delle sovvenzioni economiche, i cosiddetti ristori,
tutte queste attività, tutte queste piccole partite IVA, anziché il piccolo artigiano, anziché l'attività ricettiva, e da oggi i bar e le varie strutture di pubblici esercizi andranno ancora di più in sofferenza. Se torniamo al mese di marzo e ci aggiungiamo anche marzo, aprile e parte di maggio, capite bene che stiamo parlando di 8 mesi, in meno di un anno di non lavoro, di non incasso. Quindi direi che la battaglia che sta facendo non solo il governatore della nostra regione Zaia, anche oggi l'assessore al turismo Federico Caner, sono assolutamente indispensabili e fondamentali per mantenere il nostro tessuto non solo economico ma anche sociale, perché ne va del nostro tessuto sociale, torno a ripetere, non solo economico. Lei ha messo molta carne al fuoco, Sindaco, andando con ordine. Quelle che potrebbero essere le novità del nuovo DPCM, discusse tra l'altro anche ieri, tra un incontro tra il Premier Conte e i capi delegazione della maggioranza, prevede, oltre ai nuovi criteri per decretare le varie fasce di rischio, anche proprio una stretta antimovide. Mi aggancio a quello che lei ha detto, ovvero l'ipotesi, ma che sembra ormai quasi una conferma, almeno da quello che si legge anche sui quotidiani online, è che il governo voglia chiudere alle 18 i bar, i ristoranti, ma se prima c'era la possibilità anche per i bar di fare servizio da trasporto, ora questa verrebbe annullata, quindi al momento sospesa la possibilità per i bar di fare servizio da trasporto dalle 18. E ancora vi sarebbe un ulteriore divieto di spostamenti anche tra regioni gialle, questa è un'altra ipotesi, e poi con le regioni si discute anche del rinvio dell'apertura degli impianti sciistici. Ma tornando a quello che lei diceva, questo ulteriore stop per i bar, quindi impedire anche il servizio da trasporto proprio per evitare che si formino assembramenti pericolosi, è un'ulteriore mazzata per il sistema, e quindi quello dei ristori. E qui aggiungo un'altra domanda: pochi giorni fa abbiamo avuto in collegamento il sottosegretario Variati, che ha detto che la crisi di governo sta rallentando il lavoro e sta rallentando anche proprio l'approvazione di un documento che preveda lo scostamento di bilancio, che metta a disposizione soldi contanti liquidi per le attività. Insomma, in tutto questo quadro quanto è difficile, quanto è drammatica la situazione anche per una realtà come quella di Asolo, che vive con queste attività e vive anche con il turismo. Lei aveva proprio accennato all'impegno dell'assessore Caner. Sì, sono tematiche assolutamente fondamentali. Vedi, si continua a parlare di nuovi parametri, di nuove incidenze, di nuove misure. L'importante sarebbe anche saperle non venerdì in tarda notte, ma magari anche qualche giorno prima, perché in modo tale che tutti si possano organizzare al meglio, perché non possiamo nasconderci che in questo momento i dati dell'epidemia sono molto preoccupanti, ma non solo in Veneto, anche in altre regioni d'Italia, che con ogni probabilità, come hai detto correttamente, ci saranno delle misure restrittive, ma cerchiamo di dare queste misure restrittive non venerdì notte, ma qualche giorno prima. Non più tardi di 10 giorni fa, alcuni titolari di attività economiche, trattorie, pizzerie, bar del mio comune, mi hanno chiesto: ma Sindaco, ma la zona arancione, quando è che sapremo se saremo zona arancione? Per quanto proseguirà? In modo tale che io, che sono titolare di questo pubblico esercizio, possa anche organizzarmi a ordinare o non ordinare materie prime, perché stiamo parlando anche di questo. Quindi ben vengano tutte le misure restrittive, se ben le sappiamo prima, ma le sappiamo prima anche noi come amministratori locali, in modo tale da poter dare delle risposte a chi ci chiede come comportarsi, e devono essere sostenute, torno a ripetere, da ristori economici, da aiuti economici che non devono arrivare dopo 6 mesi, dopo 4 mesi, ma devono essere immediati, perché tutti hanno
anche del semplice affitto da pagare o la bolletta delle utenze da pagare, quindi non possono aspettare mesi. E capiamo bene che parlare di crisi di governo in questo contesto, io mi meraviglio un po' di tutte le forze che parlino di crisi di governo. Ha ragione il sottosegretario Variati, non è assolutamente il momento, questo è il momento meno indicato, questo è il momento di dare risposte, di dare certezze in primis ai cittadini e poi a tutte le varie attività. Lei è sindaco ma è anche infermiere, l'abbiamo vista insomma impegnato proprio in prima linea nei reparti Covid. Com'è la situazione? E lei proprio a ridosso durante le festività natalizie anche sui social aveva bacchettato i suoi concittadini come sindaco ma anche proprio come infermiere per i comportamenti a volte non responsabili che avevano portato proprio a quei dati di cui lei faceva riferimento prima, e quindi un virus che circola in modo preoccupante. Sì, e lo confermo, e basta magari entrare in qualche canale social e si vedono feste e festini anche recentemente, non solo su Asola, in generale. Non succede solo ad Asola, perché non possiamo nasconderci dietro un dito, queste cose succedono in tutta Italia, dove in modo più evidente, dove in modo meno evidente, ma però continuano ad esserci questi comportamenti che hanno irritato non poco anche il nostro presidente Zaia e il nostro direttore generale della nostra azienda sanitaria numero 2 Marca Trevigiana, perché questi atteggiamenti non aiutano nessuno, anzi vanno a penalizzarci ancora di più e vanno a caricare ancora di più il personale sanitario ospedaliero, perché ricordiamoci che tutto il personale sanitario, che sia il medico, che sia il tecnico, che sia l'infermiere, che sia l'autista dell'ambulanza, che sia l'operatore sociosanitario, che sia la signora addetta alle pulizie, si occupano in questi mesi non solo di Covid, ma anche di tutte le altre patologie e di tutte le altre esigenze sanitarie. Che si tratti di un trauma, che si tratti di un infarto, che si tratti di un ictus, continuano a dare assistenza, a garantire assistenza. Quindi pensiamo che sacrificio, che enorme sacrificio che stanno facendo queste persone. Io la vedo anche come una mancanza di rispetto nei confronti di queste persone. Io vedo come mancanza di rispetto la notte di Capodanno che i cittadini ubriachi si siano recati in pronto soccorso nell'ospedale di Montebelluna ed abbiano aggredito il personale del pronto soccorso. È assolutamente una mancanza di rispetto, non solo una violazione delle norme, ma non vai a rispettare chi si sta facendo in quattro per garantire il nostro diritto alla salute. Ultimissima domanda, si è vaccinato, sindaco? Come infermiere naturalmente? Non ancora, ho appuntamento nei prossimi giorni, già preso appuntamento, per cui io andrò a vaccinarmi senza se e senza ma. Il vaccino può rappresentare davvero la svolta se tutti o se un numero importante lo farà? Rappresenterà sicuramente la svolta, ma anche qui se ci sono vaccini che devono essere prodotti in numero sufficiente, perché anche qui vediamo che alcune regioni come il Veneto, anziché la Campania o il Lazio o altre, hanno già vaccinato, usufruito del 90% delle prime dosi che sono arrivate, altre invece sono ferme. Questo discorso non vale solo per le regioni italiane, ma vale per tutta Europa, perché in questo caso la vaccinazione deve essere uniforme in tutta Europa, altrimenti non ne veniamo fuori. Sindaco Migliorini, grazie davvero, buon lavoro per il suo lavoro di sindaco, per il suo lavoro di infermiere, grazie. Buon lavoro, a presto. Grazie a te e a tutti i telespettatori. Grazie al sindaco di Asolo, Mauro Migliorini. Noi invece adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta.
alle 12.30 il punto stampa del Presidente Zaia, presente anche il dottor Rigoli per parlare della validazione dei test rapidi da parte del Ministero, ma ci sarà anche la dottoressa Russo per fare il punto sui vaccini molto probabilmente. Allora da qui partirei con l'ospite che vedo già in collegamento e che ringrazio perché sappiamo aver appena concluso l'incontro consueto quotidiano con il Presidente Zaia. Buongiorno al dottor Carlo Bramezza, direttore generale dell'USL 4 Veneto Orientale. Buongiorno direttore. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Appena conclusa l'incontro con il governatore, i vostri incontri quotidiani per fare un po' il punto della situazione. Allora partirei da qui, direttore. Com'è la situazione per quanto riguarda i ricoveri, la tenuta degli ospedali sul fronte Covid nell'USL 4? Ma abbiamo da qualche giorno abbiamo una diminuzione di ricoveri, soprattutto al Covid Hospital di Jesolo, sia nel reparto di malattie infettive sia in terapia intensiva. È qualche giorno positivo, però aspettiamo a cantare vittoria, a dire che siamo in una fase già discendente, una forte fase discendente, perché aspettiamo di avere dati ancora positivi ancora per qualche giorno. Comunque la situazione sta migliorando. Assolutamente, si è fatto bene a specificare questo. Fronte vaccini, abbiamo sentito che insomma la macchina vaccinale in Veneto continua ad essere tra le migliori, si continua a lavorare. I dati di ieri sera parlavano in Veneto del 76% di dosi appartenenti al secondo lotto già somministrate. Per la vostra ULSS? Beh, andiamo anche noi alla grande, nel senso vacciniamo tutti i giorni, sabati e domeniche, nei vari punti che sono i 3 ospedali dell'azienda. Ieri abbiamo vaccinato anche tutti i medici di medicina generale. Stiamo andando avanti con il programma previsto in maniera molto forte e aspettiamo sempre che ci diano un po' più di vaccini, perché sono sempre pochi rispetto alla nostra capacità di vaccinare la popolazione. E siccome molti adesso ce lo chiedono, ovviamente seguiremo le priorità che ci saranno date, però insomma prima riusciremo ad accontentare la popolazione e meglio sarà per tutti. Parallelamente alle vaccinazioni con il personale sociosanitario si prosegue anche nelle RSA. Direttore, per le RSA com'è la situazione? Noi in questo momento abbiamo fatto il vaccino a circa il 65% degli ospiti e del personale di tutte le RSA della nostra zona. Quindi su 1200 ospiti più il personale, insomma abbiamo fatto quasi, oggi arriviamo al 70%. Quindi andiamo avanti secondo il programma, secondo cui per fine settimana abbiamo fatto tutti. Tornando alle vaccinazioni ai medici di medicina generale, nella Marca Trevigiana l'adesione era circa del 70% e c'era stato detto insomma tutto sommato positiva. Voi avete una percentuale più o meno di quanti hanno prenotato e quindi poi si sono sottoposti all'inoculazione? Sicuramente molti di più, perché si erano prenotate 140 su 156, quindi non ho la percentuale, ma insomma sicuramente più alta. Vuol dire che anche perché saranno loro adesso con l'arrivo dei nuovi vaccini, quelli più semplici da gestire, che non devono stare a temperature molto più basse, a cui sarà richiesto di vaccinare i loro pazienti, partendo soprattutto dagli over 80enni, che sarebbe la categoria che come Regione Veneto vorremmo andare a vaccinare il prima possibile, perché poi sono quelli che purtroppo decedono nelle RSA. Lei faceva riferimento al vaccino di Moderna, che appunto ha una conservazione più facile rispetto al Pfizer, e proprio da quello che leggevo prima su alcuni quotidiani, l'intenzione è quella di cambiare un po' le modalità di distribuzione, premiando quelle regioni più virtuose nella campagna vaccinale, quindi quelle regioni che hanno esaurito le scorte, quindi fornirle di maggiori numeri di fiale. Una buona notizia per il Veneto, sapendo che è tra le più virtuose. C'è stato confermato dal dottor Flor, il nostro segretario generale, che appunto le intenzioni sarebbero queste: dare più vaccini di Moderna a quelle regioni che stanno vaccinando di più. Quindi a noi ne dovrebbero arrivare già dalla prossima settimana un certo numero, forse non sarà un granché perché è la prima consegna, ma poi ce ne dovrebbero arrivare molti di più e questo ci faciliterà molto, anche perché è un vaccino che non deve fare la doppia dose, cioè il cosiddetto richiamo, ed è molto più facile da trasportare e da gestire.
Direttore Bramezza, quando si potrebbe partire? La dottoressa Russo qualche giorno fa aveva parlato di l'assessore Lanzarin intorno al 10 febbraio per partire con gli over 80. Avete già idea di quando potrebbe scattare questa fase 2? Dipende da quanti vaccini ci mandano. Nel senso, voi siete pronti, insomma, voi siete pronti, basta avere i vaccini. Certo. Però non si può vaccinare senza vaccini. Questa è una delle cose che ho imparato. Certo, assolutamente sì. Per queste grandi fasce di popolazione, ma pensiamo anche poi alle fasi successive quando si passerà davvero a numeri ancora più importanti, avete già un'idea di come vi organizzerete? Userete spazi più grandi? Si pensava a palazzetti dello sport? Si vaccinerà in questo H24 come aveva detto il Presidente Zaia, avendo naturalmente i vaccini? Questa è la premessa necessaria. Sicuramente sì, per il momento è previsto che ci sia un punto vaccinazioni ogni 50.000 residenti e stiamo già cercando con i sindaci di individuare delle aree che non siano proprio palazzetti, perché poi magari vengono usati sabato e la domenica, ma siano delle aree vicino alla viabilità pubblica di una certa consistenza, quindi facilmente raggiungibili dalla popolazione. Quindi per noi saranno circa, con 238.000 residenti, ci saranno 4-5 punti che andremo a dislocare, uno zona uscita Portogruaro, uno zona uscita zona San Donà e due sul litorale. Stiamo guardando proprio in questi giorni con i sindaci la disponibilità di questi spazi. Fronte personale per impiegato, perché sappiamo che è un altro tasto dolente, insomma, in tutta questa macchina, quello del personale è un po' la carenza, insomma, che si segnala. Per quanto vi riguarda, com'è la situazione da questo punto di vista, direttore? Quando ci sono queste cose ci promettono che ci mandano moltissimi medici, moltissimi infermieri, poi alla fine risulta che dobbiamo fare sempre con i nostri, che sono sempre pronti, bravi e non si lamentano mai, anzi dovrebbero lamentarsi forse un po' di più perché sono sempre gli stessi. Comunque se come ha detto Arcuri ci manderà dei medici dedicati alle vaccinazioni sarà molto utile, e se no noi faremo con i nostri come abbiamo sempre fatto in tutta questa fase del Covid, sempre con i nostri medici. L'ultimissima domanda, direttore. Abbiamo parlato nei giorni scorsi ne aveva parlato, è stato il primo a parlare il Presidente Zaia, poi si è tornati sull'argomento, i cosiddetti furbetti della quarantena, ovvero quei cittadini che o positivi o perché contatto diretto di positivi violano la quarantena o addirittura non forniscono dati falsi, numeri di telefono falsi per non essere contattati dal servizio di prevenzione che sappiamo quotidianamente chiama le persone in quarantena per sapere lo stato di salute, o non si fanno trovare in casa durante le chiamate. È una cosa che preoccupa perché sappiamo questi essere possibili portatori del virus. La situazione per l'ULSS-4? Ci sono casi? Esistono anche da noi casi di questo tipo, non so se siano furbetti o delinquenti, penso più alla seconda definizione, perché veramente andando in giro con il virus, sapendo di averlo, sanno anche di poterlo trasmettere ad altre persone, quindi è veramente una cosa indegna, una cosa pericolosissima che non dovrebbe assolutamente avvenire. Purtroppo ci sono e più di tanto noi con il grande aiuto che ci stanno dando i comuni con le loro forze di polizia locali cerchiamo di fare il massimo, però ovviamente ci sfuggono in molti. Direttore, grazie davvero, grazie mille per il suo intervento, ci ha dato dati molto importanti, grazie al direttore generale dell'ULSS-4 Carlo Bramezza, naturalmente buon lavoro e a risentirci a presto. Grazie davvero, direttore. Grazie a voi. Buona giornata. Questa è la fotografia per l'ULSS-4 dalla situazione negli ospedali, e i dati erano già arrivati dal Presidente Zaia nei giorni scorsi di un lieve miglioramento, anche se naturalmente è troppo presto per tirare un sospiro di sollievo, perché servono dati più duraturi nel tempo per parlare di una inversione di marcia per quanto riguarda la curva dei ricoveri, e poi insomma anche la questione
situazione vaccini, con la macchina vaccinale del Veneto che continua a proseguire ad alta velocità. Stiamo aspettando il presidente Zaia, che arriverà in sala stampa insieme al dottor Rigoli per parlare della validazione dei test rapidi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero, insieme a lui anche la dottoressa Russo, che probabilmente farà il punto proprio sul fronte vaccini. Vi do però lettura del sondaggio che vi presentiamo oggi. Iniziamo qui, poi lo presenteremo anche nel corso dei nostri telegiornali, per poi darvi l'esito nel corso della puntata di Ring a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3. Il sondaggio che vi presentiamo oggi ha a che fare con la polemica di questi giorni che segue l'assalto al Campidoglio americano da parte dei sostenitori di Donald Trump. Se la regia riesce a mandare in onda il sondaggio, sapete come si sia oscurato in qualche modo sui social proprio il presidente degli Stati Uniti l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiedo alla regia se c'è il sondaggio per mostrare anche i numeri di telefono. Allora, in attesa di vedere anche la grafica del sondaggio al quale vi chiediamo proprio di rispondere, vi dico l'esito appunto questa sera nel corso di Ring, che vedrà tra gli ospiti proprio il dottor Roberto Rigoli, direttore delle microbiologie del Veneto, e poi Alberto Villanova della Lega, Federico Capraro, presidente Ascom Treviso, e ancora Giacomo Possamai del Partito Democratico, e poi si raggiungerà anche Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, e anche Alberto Gottardo della Zanzara, per la polemica che riguarda l'assessore Donazzan. Ma è arrivato il presidente Zaia, allora andiamo subito a Marghera. Fa freddo? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Andrei velocemente, anche perché oggi, come vedete, abbiamo la dottoressa Russo e il dottor Rigoli che parleranno della nuova circolare, quindi poi vi consegneranno anche un quadro sinottico in maniera tale che una volta per tutte si capisce quando fare un tampone, quando fare l'altro, in virtù della circolare, in modo tale che poi non ci siano dubbi. E poi ovviamente il dottor Flor. La scaletta sarà questa: intervengo io con il bollettino quotidiano, dopodiché passo la parola al dottor Flor per tutto quello che è l'aspetto sanitario, la condizione in questo momento, e se avete domande, e infine poi dottor Rigoli e la dottoressa Russo. Passerei subito al bollettino velocemente, visti i tanti relatori. Allora, sono 3.477.099 tamponi molecolari e 2.104.973 tamponi rapidi. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 21.299 tamponi. I positivi delle ultime 24 ore sono 1.715, incidenza dell'8% per capirci. Se volete abbiamo anche la tabellina, eccola qua, così avete il riassunto. Sì, se volete ve la passo, se volete fotografarvela. Positivi di oggi sono 87, prego. Fatto? Positivi di oggi sono 87.540, vedete che stanno scendendo. Dall'inizio della crisi 287.701. Totale di ricoverati sono 3.383, così suddivisi: 389 in terapia intensiva e 2.994 in area non critica. Totale morti, oggi si sono aggiunte 38 persone che sono decedute, 7.427. I dimessi sono 11.885. Due considerazioni, poi passo la parola al dottor Flor. Poi ve lo dirà il dottor Flor, insomma c'è questa timida tendenza che ormai abbiamo da 5 giorni di cali, come dicevo, sia su terapie intensive che sull'area non critica.
dicevo, ho fatto l'esempio l'altro giorno della dieta, no? Quando tu ti metti a dieta fai un sacco di sacrifici, ti pesi tutte le mattine e dopo un certo punto cominci a vedere la bilancia che cala. Ecco, noi siamo in questa fase, se riprendiamo a mangiare buttiamo via tutto il lavoro fatto, cioè se abbassiamo la guardia buttiamo via tutto il lavoro fatto. E quindi io continuo con questo appello a non trascurare l'aspetto dei comportamenti personali e anche come appello di dire evitiamo di andare in luoghi di assembramento o di affollamento o a incontri quando non risulta strettamente necessario. Abbiamo fatto una videoconferenza importante con il governo questa mattina, Regioni, UPI e ANCI, per parlare di quello che sarà il nuovo DPCM. Ci sono sostanzialmente siamo ancora nella fase, diciamo, di riscaldamento a bordo campo, perché il nuovo DPCM verrà emanato il 15 e si è parlato del tema dei temi delle classificazioni e tutti i colleghi condividono la strategia di dire che ci deve essere una voce univoca sulle misure. Non possiamo ritrovarci che l'Istituto Superiore della Sanità, alla luce di dati, poi c'è qui la dottoressa Russo che è la massima esperta, che ha per ogni regione, ma dati da far paura, magari un giorno, dottoressa, se prepariamo un quadro sinottico di quanti dati quotidianamente si mandano all'Istituto Superiore della Sanità. L'Istituto, come abbiamo chiesto noi, decide l'area, no? Decide la colorazione dell'area, decide in virtù di tutta una serie di valutazioni. Dopodiché non è possibile che un istante dopo ci sia dibattito su tutto, addirittura anche su quello che ha deciso l'istituto, nel senso che noi dobbiamo avere una fonte scientifica, perché capite che non può andare a sentimento, no? C'è chi vuole il lockdown, chi vuole la zona rossa, chi vuole la zona gialla, chi non vuole più restrizioni, chi vuole la mascherina, chi non la vuole, chi vuole scuole aperte, chi le vuole chiuse. Ovviamente sono tutti sentimenti che rispettiamo, però alla fine ci vuole un punto di sintesi che sia scientifico, perché prima viene la salute. Vedremo l'evoluzione, si è parlato anche di incidenza, ma sia dall'apertura del Ministro della Salute, che devo riconoscere con molta coerenza, ha detto: guardate, dato che è un po' la posizione mia e anche dei colleghi, l'incidenza è un fatto scientifico, ma funziona se tu decidi che tutte le regioni fanno una percentuale di tamponi sulla popolazione, su quel campione di popolazione, a quel punto puoi mettere in linea le incidenze, ma non puoi paragonare le incidenze di una regione come la nostra che fa 60.000 tamponi con l'incidenza di una regione che ne fa 400 al giorno. Sono casi reali, perché è inevitabile che noi con 60.000 facciamo, vi dico un giorno tipico, facciamo 3.000 positivi, che sono il 5% di 60.000, e lo stesso giorno una regione ne fa 400 e trova 40 positivi, 10% di incidenza di positivi sui tamponi. Però nella tabella dell'incidenza viene fuori che uno ne ha 3.000 e un altro ne ha 40, capite che è difficile allineare dati così. Vabbè, ma al di là di questo penso sia un dato superato. Forse qualcuno ha voluto spingersi in avanti nelle dichiarazioni e adesso farà anche qualche marcia indietro, non so cosa farci. Guardate, è un fatto scientifico, decidano, però noi abbiamo solo chiesto, ma noi dico, non solo io, i colleghi, che i dati siano uniformi. Se i dati non sono uniformi, tu non puoi paragonare i dati di una regione con un'altra. L'avete già visto con il numero di positivi al giorno, ve lo ricordate il dibattito, no? Dopo la dottoressa Russo ci dirà anche come è stato risolto questo problema. Quindi è fondamentale che sia così. Io non aggiungerei altro per oggi e passerei la parola al dottor Flor. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Avete visto i dati che vi ha presentato il Presidente. Quei dati sia della terapia intensiva che della non intensiva comprendono i negativizzati, perché i nostri dati al netto dei negativizzati sono anche inferiori. Confermo che noi il tetto l'abbiamo avuto il 31 dicembre e da quel giorno le terapie intensive sono in calo costante. Il calo costante si coglie nel numero dei ricoverati, ma io lo leggo molto anche nel numero dei posti liberi di terapia intensiva che avevamo questa mattina, 96.
Allora, se ne vuole a dire che siamo messi male se stamattina abbiamo 96 posti liberi di terapia intensiva, cioè letti dove non c'è un malato da sistemare perché non c'è il malato da inserire. Ricordo che di questi 700 posti letto 400 sono per la terapia per i malati Covid, 401, e i malati Covid ormai sono stabilmente intorno ai 355, quindi del contingente di 96, 45 sono posti letti liberi Covid di rianimazione. Questo è un indicatore che non è un indicatore estrapolato o costruito basato su come facciamo le indagini. I posti letto liberi il coordinamento regionale li conta e questi ci sono oggi. Confermo anche l'andamento di un minor numero di ricoveri che abbiamo al giorno. Siamo su un trend di circa 50 ricoveri in meno al giorno nelle terapie non intensive e nel compenso nuovi entrati dimessi abbiamo un saldo di circa 20 posti al giorno anche nella rianimazione. Questo non accade nel giorno festivo, la motivazione di un esagerato numero di posti letto liberi di terapia intensiva è perché ovviamente ieri c'è stata meno attività chirurgica. Sicuramente mi aspetto che questi posti letto domani siano molti di meno i posti liberi, perché oggi riprende l'attività chirurgica rutinaria, programmata, insomma non è che non mi allarma, però se davvero l'epidemia fosse così impegnativa non avremmo questi dati. Di pari passo vedete, ed è anche una conferma, il numero di positivi che noi troviamo è direttamente legato al numero di tamponi che facciamo. Giornata festiva facciamo meno tamponi, troviamo meno positivi. Ricordo che tra i positivi che troviamo, tra i 1716 di oggi, la stragrande maggioranza sono positivi al tampone, ma pauci sintomatici o asintomatici, tant'è che il numero dei ricoveri cala. Questo è un trend, quando il trend ha ormai una settimana lo prendiamo con grande cautela, ma anche con una prospettiva di continuità per i giorni futuri che ci porterebbe magari a poter riaccendere anche qualche attività programmata che era stata tenuta sospesa cautelativamente per avere totale disponibilità sui malati Covid. Possiamo partire con le domande? Certo. Ok, allora, Tosatto, Prigioni, Giacomuzzo, Pettenò. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io avrei due domande per il Presidente Zaia. Facciamo alla fine se non mi spiace. Sì, alla fine quella è mia, so qui. Allora la fai dopo, quando il Presidente ritorna al centro. E allora, ecco, una domanda allora per il direttore Flora. Ne avevo due. Fatele adesso, dai, che dopo non ci siamo incasinate. No. Allora, la domanda, la domanda immediata è questa. Siccome nei giorni scorsi si è molto parlato della prospettiva di un Veneto in zona rossa, qualcuno si è spinto a dire se il criterio è quello indicato dei 200 positivi per ogni 100.000 abitanti, la zona rossa del Veneto è scontata, insomma, con il nuovo DPCM. Poi c'è stato un intervento ieri del Presidente delle Regioni Bonaccini che ha contestato questo criterio. Adesso lei ci dice che lo stesso Ministro della Salute ha accolto il principio per cui, non esistendo un dato omogeneo tra le regioni, è impensabile collocare una regione in zona rossa e un'altra no, in assenza di parametri. Quello che vorrei capire io è questo. La questione è quella di allineare eventualmente le regioni su restrizioni più grandi,
più pesanti? No, guardate, ci sono due problemi. Il primo, che mi rifiuto di andare avanti un altro mese a spiegare le percentuali e operazioni matematiche che sono da quinta elementare. Quindi so che voi le sapete queste robe e quindi non voglio che parta un altro dibattito, dove è stato un incubo fare 2 mesi di dibattito sul numero dei positivi del Veneto. Allora, a me sembra logico che l'Istituto Superiore della Sanità debba adottare tutte le misure necessarie ad ogni regione, punto. I parametri però devono essere uniformi, perché è ovvio che se tu guardi l'incidenza, vedi il Veneto che è qui e altre regioni che sono qui, ma poi vai a guardare i tamponi che facciamo il triplo di tamponi di quelli che sono sotto, cioè non ci vuole un premio Nobel della matematica per capire. Tanto è vero che questo al tavolo oggi era chiaro, ma lo stesso ministro esordendo ha detto: guardate, sull'incidenza c'è questo problema che i dati non sono allineati, punto. Per cui noi dopo le zone rosse, zone arancioni, zone quelle che sono, l'Istituto Superiore della Sanità attribuisce la zona, punto. Tutto il resto sono discussioni che vengono fatte a latere, ma che sapete, è difficile sempre discutere sulla base di idee personali, di idee che uno si fa o altro. Vorrei anche passare oltre, perché siamo stati qua tutti i giorni di sempre le stesse robe. No, però mi scusi, l'incidenza e la percentuale è una cosa, sì. I valori assoluti sono un'altra. Sì. Allora, rifacendoci esclusivamente ai valori assoluti dei positivi dichiarati dalla Regione, cioè quelli che abbiamo sentito 5 minuti fa, al momento c'è la prospettiva che questo numero assoluto possa condurci in zona rossa? Scusa, ma ce l'ho appena detto prima, il numero assoluto è il dato che non si deve mai prendere, perché non c'entra niente. Ho fatto 1000 chilometri. Tu ne hai fatto 10, bene, hai corso di più, ma io li ho fatti in Ferrari e tu li hai fatti a piedi, che discorso è? Glielo chiedo perché penso possa interessare i cittadini, non è un vezzo personale, credo che la gente possa... Ho capito, però non possiamo neanche pensare che i cittadini non capiscano ste robe, stiamo parlando di valori assoluti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se andiamo a pesca e uno pesca con la canna e uno con la rete a strascico, quello che prende con la rete, usa la rete a strascico, prenderà più pesci o no? Dobbiamo dire che il mare è più pescoso dove ha pescato lui rispetto a quello che aveva la canna da pesca? No. E quindi sta facendo lo stesso ragionamento. Non ha valutare numeri assoluti. Ma guardate, vorrei anche fermarmi, mi sembra quasi una difesa. 1 più 1 fa 2 in matematica, no? Punto, basta, basta, non fatemi più queste domande, sembra che stiamo qui a difendere il Veneto dando una suggestione che il Veneto non ha problemi. Il Veneto ha i suoi problemi, ma sta roba dei numeri è una farsa. Ma è una farsa perché è dimostrata quando si legge, ma il Veneto ha un'incidenza 450 casi ogni 100.000 abitanti. Sì, facciamo i tamponi e troviamo i casi. Andate a valutare l'incidenza, fate magari una percentuale sui tamponi che vediamo che incidenza viene fuori. Anche oggi vedete abbiamo l'8%, la media nazionale penso sia il 15% ormai oggi. Vabbè, mi fermerei qua. Io avrei un problema però perché le televisioni non riescono a prendere giustamente l'audio io ho fatto una del proposta. Presidente. Allora se facciamo magari tutte le domande a Zaia, poi tutte le domande a Floro o viceversa, perché sennò le televisioni non hanno i microfoni puntati sul Presidente o su Flora, dipende da Vabbè, andiamo avanti con il Presidente a questo punto. Ma scusate, ma c'è il dottor Flor, se avete domande al dottor Flor fatele e poi... Io avevo appunto una domanda per il direttore Flor, perché c'era un punto che non ho capito prima, quando ho detto all'inizio noi calcoliamo anche i negativizzati. Ecco, che cosa significa? No, calcoliamo nel numero che noi presentiamo e che ha presentato oggi e che presenta quotidianamente, sia a livello di terapia intensiva sia a livello di terapia non intensiva, ci sono i ricoverati che si sono negativizzati. Allora, noi abbiamo 2.900 malati ricoverati in terapia non intensiva, ma abbiamo di questi 2.900, 350 sono negativizzati. Sono ancora ricoverati ma non sono più positivi al virus. Stesso discorso vale per la terapia intensiva,
dove su quel valore di 390 ci sono 35 persone che sono ancora in terapia intensiva ma sono negativizzate. Speriamo che abbiamo 2 percorsi distinti anche in ospedale. Sì, certo. Bene. Allora andiamo avanti. L'ordine era che c'era una domanda della Prigioni rivolta a Flor. Così siamo al centro. Buongiorno a tutti. Dottor Flori, volevo un suo commento su quanto sostenuto dall'Espresso circa il fatto che sia stata organizzata una campagna per screditare il professor Crisanti. Io su questo ho già lasciato un comunicato e ho detto come stanno le cose. Premetto, io dovevo vedere il professor Crisanti per parlare di alcune cose di lavoro. Venerdì non ci sono riuscito, io ho avuto un impegno, poi non c'è lui oggi e domani, quindi lo vedo mercoledì e quindi parlerò con lui di alcune cose. Sul fatto specifico, adesso se si vuole fare diatriba sulle parole o sui significati, però 2 cose. Uno, quando si fa uno studio, c'è un disegno di uno studio, c'è un'impostazione, c'è una richiesta di condurlo, di solito si passa per un comitato etico, lo studio può essere finanziato, in qualche modo si comporta a costi, deve essere finanziato, poi ci sono dei risultati che vengono resi pubblici. Il modo migliore per rendere pubblici i risultati di uno studio è pubblicarli su una rivista scientifica. Questo studio io non l'ho avuto, l'ho chiesto e quindi non c'è. Rispetto alle polemiche che si sono succedute, ci tengo a precisare perché conosco bene, perché ero io il direttore dell'azienda ospedaliera. Allora, quando è uscita la prima informazione, 2 medici ci hanno tenuto a sottolineare che loro non hanno partecipato ad uno studio e siccome uno studio presuppone tutte quelle cose di cui parlavo prima, io ho chiesto ma allora cos'è? E con una successiva nota è stato precisato che era un approfondimento diagnostico di routine nella clinica. Quindi la seconda cosa, questa era la prima, la seconda è che chiedo all'Espresso di fornirmi lo studio. Va bene così? Altro, Antonella? No. Allora, il mio ordine prevede Giacomuzzo per Flor o per Zaia? Per Flor. Per Flor. Petenò, vediamo dopo, Bonet e Vanzan e Moscati. Dottor Flora, mi scusi se la riporto su il professor Crisanti, ma sempre lui sulla Repubblica oggi parla di una variante inglese trovata qui in Veneto che non avrebbe alcuna influenza sull'allargarsi dell'epidemia qui in Veneto e la colpa, in pratica, sarebbe tutta colpa dei tamponi rapidi che sono stati utilizzati nelle RSA e anche per il personale della sanità. Ci spiega o ci dibatte a queste dichiarazioni gentilmente? Allora, io posso dire che ci sono dati e ci sono opinioni, ve l'ho già detto altre volte. Il Veneto nella prima ondata di epidemia aveva una capacità di fare tamponi esclusivamente molecolari molto inferiore a quella che ha nella seconda ondata. Nella seconda ondata abbiamo aumentato routinariamente, non straordinariamente, routinariamente la nostra capacità di fare tamponi molecolari. I tamponi rapidi sono stati un di più, un'aggiunta, che se non l'avessimo fatti avremmo avuto il nulla. Il nulla perché tamponi molecolari più di quel numero che noi stiamo facendo routinariamente e anche con grosso impegno, la macchina della microbiologia del Veneto è satura di tamponi molecolari. Allora, vedete, i tamponi rapidi sono nati e sperimentati in Veneto, la prima generazione, la seconda generazione, la terza generazione. Io credo che accanto a opinioni sui tamponi rapidi, oggi abbiamo una circolare del Ministero che parla molto chiaro.
e dice come utilizzare i tamponi rapidi e dice di utilizzarli proprio in quelle condizioni di cui si sta parlando. Ovvio che l'evoluzione ha portato oggi ad una metodica molto più performante, ma ricordo che l'alternativa era lo zero. E quindi, torno al discorso di prima, avremmo avuto tante persone che giravano e non avremmo mai saputo se erano positive o negative. Non in percentuali del 10, del 20 o del 30, ma in assoluto al 100% non avremmo fatto tutti i tamponi che abbiamo fatto finora e non avremmo potuto fare lo screening a tantissime persone a cui è stato fatto lo screening. Ci sarebbero tante altre cose da dire. Le dico che dove fanno solo tamponi molecolari i casi di malattia non sono inferiori e io li conosco bene. Sulla variante inglese può dirci qualcosa? Sulla variante inglese gli unici dati pubblicati in Italia e in Veneto sono quelli dell'Istituto Zooprofilattico, che ha commenti da fare e pubblica i dati se ne ha. Finora i dati li hanno pubblicati solo gli inglesi, un po' gli americani, e in Italia lo Zooprofilattico di Padova. Noi aspettiamo magari che qualcun altro che ha fatto questo lavoro renda pubblico il risultato. Cristina ancora? No. Allora, Pettenò per Presidente o Flor? Poi farò il Presidente, facciamo dopo. Volevo fare una domanda al dottor Flor. Lei dice appunto ci sono i dati e poi ci sono le opinioni. Tra i dati purtroppo c'è il dato anche lei dice che la curva è un po' in discesa, c'è anche il dato purtroppo tragico dei morti e sono dati di impatto a livello reale, non solo di immagine della realtà del Veneto. Ecco, come vede la realtà del Veneto oggi dalla prima fase a questa seconda ondata, con questi dati che in ogni caso a chi li vede e magari non è esperto danno un'impressione forte di questa realtà del Veneto che sta vivendo delle difficoltà per questa seconda, chiamiamola seconda ondata, per questo proseguo della pandemia nella nostra regione? Allora vi dico un dato che la seconda ondata non può essere paragonata alla prima. La prima ondata, ricordo che in piena pandemia giravamo tutti senza mascherina e facevamo le riunioni perché non ci rendavamo conto. Poi ad un certo punto è subentrata una paura tremenda e abbiamo chiuso tutto. Fino a maggio. Abbiamo chiuso tutto, vi ricordo che siamo stati 2 mesi praticamente chiusi. Però all'inizio non avevamo capito. Poi è subentrata una paura molto forte dappertutto. La seconda ondata l'abbiamo vissuta invece senza nessuna chiusura, con le mascherine usate un po' sì, un po' no, e pensavamo che potesse continuare ad andare bene, che non succedesse nulla. Nel giro di un mese l'epidemia ha generato un numero di casi e di ammalati molto alto, la salita vertiginosamente. Poi io credo sia subentrato un po' di buonsenso e che i comportamenti si siano cominciati ad allineare. Ricordo che noi oggi non abbiamo il rigore che avevamo a marzo ed aprile negli ospedali. Non ce l'abbiamo. E non ce l'abbiamo in molte altre situazioni, il rigore che avevamo. E l'adozione di quelle misure è stata una misura restrittiva, collettiva e individuale. Oggi noi invochiamo misure restrittive collettive perché non vogliamo quelle individuali e non andremo in nessun posto. Vi dico che il discorso della gravità dell'epidemia del Veneto è perché noi non abbiamo provato una situazione più grave di quella che abbiamo avuto. Ci sono regioni, anche vicino a noi, che rispetto a quello che noi abbiamo avuto, hanno avuto molte situazioni molto peggiori. Allora, noi eravamo forse
pensavamo che il coronavirus fosse quello che abbiamo vissuto nella prima fase. Oggi ci rendiamo conto che non è quello, è molto di più. C'è una presenza diffusa e abbiamo ancora, credo, posizioni che non ammettono la serietà e la gravità della situazione. Allora, i numeri non si possono negare. Questo numero di malati e questo numero di casi si è generato dove noi avevamo più capacità di fare tamponi, più capacità organizzativa ospedaliera, più dispositivi di protezione a disposizione, eppure è aumentato il numero dei casi. Allora questo è un dato di fatto. Guardate che i capisaldi della prevenzione sono la capacità di misurare e di monitorare, sono la capacità di fare diagnostica e quindi di fare test, sono la capacità di fare tracing, monitoraggio e tenere sotto controllo i casi e la capacità di fare cura. Beh, noi su tutte queste 4 cose il servizio sanitario potete metterlo in discussione. Il servizio sanitario non può essere messo in discussione né sulla capacità di misurare, né di testare, né di fare tracing, né di fare cura. Allora forse invece di cercare sempre le debolezze in questo settore dobbiamo guardarci, essere onesti e guardarci un po' in giro. Bene. Però se mi puoi sintetizzare, prego, lei dice in pratica il sistema sanitario veneto funziona, continua a funzionare, però questo virus è più aggressivo, è più e c'è meno attenzione da parte della popolazione, anche se delle restrizioni ci sono state. Beh, noi, alcune restrizioni le abbiamo fatte, alcune ci sono state date, siamo chiusi di fatto da più di 20 giorni, bisogna che ci rendiamo conto chi invoca oggi una misura restrittiva collettiva che è la zona rossa o arancione dovrebbe invocare con altrettanta forza la misura restrittiva individuale, e questa non la vedo molto. Bonet. Rigore nel comportamento individuale. Dobbiamo avercelo tutti ben chiaro in testa questo. Perdona Marco se posso chiedere ma mi perdoni, ma nel momento in cui venissero adottate delle misure più stringenti, ad esempio la zona rossa, saremo tutti molto più limitati. Certo, ma la stretta sui comportamenti individuali non sarebbe conseguente? Certo. Quindi noi rispondiamo col nostro comportamento solo se siamo in zona rossa. Dovremmo farlo comunque, non aspettare la zona rossa. Bonet. Lo so, ma non riesco a non dirlo questo. No, sì. Sì, scusate che stavo prendendo l'ultimo appunto. Allora, dottor Flora, a lei purtroppo oggi l'ingrato compito di replicare all'intervista del professor Crisanti che ha molto seguito e dà diversi spunti. A me in particolare ha colpito il problema che lui pone sui morti. Cioè lui dice il Veneto registra purtroppo anche 100, 120, 130 morti giorno, però questi morti non collimano con il delta né delle terapie intensive né delle aree non critiche. Per cui lui butta lì questa domanda: dove muoiono queste persone? È un punto che a me ha colpito in effetti, perché è vero che noi registriamo anche 100, 120, 160 morti giorno in alcuni momenti, e però i delta non riportano questa cifra. Come mai? Questa è la prima domanda, poi ne faccio un'altra, grazie. No, non ho capito cos'è il delta, perché il numero dei malati, il numero dei morti, il numero dei positivi lo documentiamo noi, mi pare, lo rileviamo, no? E non è che di Covid si muore solo in rianimazione. Chi va in rianimazione ha una probabilità molto più alta di morire del resto della popolazione, ma non è che muoiono solo in rianimazione. Guarda che si muore anche nei reparti di malattie infettive, delle subintensiva, nei Covid hospital, si muore a domicilio, si muore in casa di riposo, quindi adesso non so qual è il dato che non torna. Se vuole leggo proprio il virgolettato preciso, così evitiamo magari.
Allora, nell'intervista lui dice: il Veneto ha cifre che non tornano, in alcuni giorni registrano 160 morti, eppure ci sono solo, tra virgolette, 350-370 pazienti in terapia intensiva. In proporzione i decessi dovrebbero essere molti di più. C'è da chiedersi dove muoiano queste persone. Sì, ma scusa un attimo, allora cos'è? Ci lamentiamo? Dovrebbero esserci più morti o non ho capito cosa dovrebbe esserci? Perché dà come presupposto che muoiono solo in terapia intensiva. Guardate che non si muore solo in terapia intensiva, Io ho detto si muore in tutti i setting assistenziali, compreso il domicilio. Noi abbiamo 2.300 sintomatici assistiti a domicilio, abbiamo migliaia di ospiti nelle case di riposo, abbiamo 2.600 ricoverati positivi in reparti non intensivi, ma il decesso può avvenire anche lì, non è che si muore solo in terapia intensiva. Posso proseguire? Sì, solo un'altra domanda per chiarire questa cosa del Veneto che chiede la zona arancione, perché c'è stata una polemica anche su questo, che sarebbe stato partito da qui la richiesta di mettere il Veneto in zona arancione. Se la può chiarire definitivamente, grazie. Allora, se io scrivo quello che stiamo facendo, che cosa stiamo registrando, scrivo ad un organo scientifico, perché è l'Istituto Superiore di Sanità, e gli dico questo è quello che sta succedendo, questo è l'andamento della malattia in Veneto, voi avete in mente qualcosa, avete qualche indicazione e viene presa per una richiesta di classificazione, cosa volete che vi dica? La fantasia galoppa. Se sei d'accordo, direttore, gli mandiamo la lettera così tagliamo la testa al toro. Insomma. Facciamo prima. Vanzan, poi Moscati. Dottor Falor, buongiorno. Lei sostanzialmente dai dati di oggi e anche quelli di ieri e l'altro ieri segnala un leggerissimo miglioramento. Vuoi perché ci sono posti letto liberi in terapia intensiva, vuoi perché stanno anche calando i ricoveri, dimissioni o altro. In base alla sua esperienza e alle precedenti, al precedente andamento, può dirci se ne siamo fuori, se ne stiamo andando fuori, cioè qual è la previsione o è troppo presto? Troppo presto. Basta così? Moscati, poi ridiamo la parola al Presidente e poi ai colleghi che sono presenti. Sì, buongiorno dottor Flor. Lei prima ha detto, noi facciamo i tamponi a molti, troviamo molti asintomatici o paucisintomatici, perché i tamponi rapidi vengono fatti ai contatti, a uno screening quotidiano di persone per determinate categorie lavorative. Allora la domanda, cioè non è una domanda, è una considerazione, forse non si pone poca attenzione a divulgare questo dato, perché ovviamente il numero 3.000 eccetera, 4.000 positivi, come diceva il collega, forse non si va a specificare. Io questa domanda l'avevo fatta anche alla dottoressa Russo qualche settimana fa, cioè dire quanti incidenza di asintomatici e di paucisintomatici abbiamo, e lei mi ha detto non si può calcolare, perché ovviamente uno non può stare lì a sentire oggi sei asintomatico, domani hai un sintomo, domani ne hai mezzo, è chiaro, no, questo? Però se si facesse questa attenzione, se si mettesse in rilievo questo aspetto, non verrebbero fuori tutte queste discussioni su quei famosi numeri assoluti che danno poi adito a tutte queste polemiche. Scusi. Le posso dire che il fatto che noi non facciamo tamponi non è che cambia il numero delle persone positive presenti. Noi i tamponi li facciamo come misura di diagnosi in alcuni casi e come misura di prevenzione in altri. La prevenzione è una materia che si rivolge ai sani, non agli ammalati. Allora noi facciamo tanti tamponi su gruppi di persone, o perché sono stati contatti, o perché hanno un positivo, o perché
hanno avuto un certo percorso negli ultimi giorni e quindi è una misura per rilevare positivi e metterli in isolamento. Noi molti i positivi questo che non viene passato, cioè come informazione. Guardate, ma noi non possiamo rinunciare a fare prevenzione. Vuol dire... io ho detto che è perfettamente corretto, però non passa questa informazione, perché nelle altre regioni ovviamente guardate che mi pare non passino neanche i messaggi dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero, perché qualcuno continua a ostinarsi a dire la Regione Veneto. Ditemi, sulla Regione Veneto c'è una cosa da cui si è discostata dal Ministero o dall'Istituto Superiore di Sanità e si continua a dire la Regione Veneto. Guardate che noi siamo perfettamente allineati con quello che dice l'organismo, no il massimo, il minore, il maggiore, l'organismo scientifico della sanità in Italia si chiama Istituto Superiore di Sanità. Noi facciamo quello che dice l'organismo scientifico in Italia. Ci confrontiamo, ci ragioniamo, diamo i numeri e diamo anche disponibilità a qualunque forma di informazione. Allora bisogna decidersi che cosa si vuole, quale linea si vuole sposare. L'Istituto Superiore di Sanità è non uno dei o il massimo, il momento scientifico italiano della sanità. Noi facciamo in raccordo con questo organismo. Ora, sentire continuamente che noi avremmo fatto di più, dovremmo fare di più di meno, quando facciamo ciò che dice l'Istituto Superiore di Sanità, mi pare che possiamo parlare per dare aria di tossile, tanto per parlarsi chiaro. Un'altra domanda della Van Zan, poi passiamo al Presidente. Dottor Flor, chiedo a lei cortesemente, poi se nel caso volessero rispondere al dottor Sarussi e al dottor Rigoli, lo decidete voi. Sulla situazione dei tamponi, adesso abbiamo questa circolare ministeriale che dice questi vanno bene, questi vanno bene per fare questo, questi vanno bene per testare la popolazione, i medici eccetera. Cambierà qualcosa dopo la circolare ministeriale sull'utilizzo dei tamponi rapidi? Rispondono loro? Certo. Ok, va bene. A questo punto avevate domande per il Presidente, allora bisogna cambiare l'ordine dei fattori. Ecco. Prego. E poi dopo diamo la parola sulla circolare ai colleghi. Bene, chi è il primo? Petenò, Tosato, Marchiori, vabbè, faccio l'ordine io. Petenò, Tosato i primi. Presidente, intanto due informazioni. L'incontro conferenza Stato-Regioni, l'incontro con il governo è ancora in corso? No, si è chiuso. Si è chiuso, c'è una decisione? C'è un documento che presenterete? O... No, c'è uno degli incontri che si terranno da qui al 15, prima del DPCM, per esprimere poi un parere. Perciò ci saranno altri incontri? Sì, assolutamente sì. Ecco, la domanda perciò a cui chiedo una risposta. C'è la questione di questi di una revisione un po' dei parametri. Lei ha già dato prima delle risposte, ma sinteticamente qual è perciò l'aspetto dei parametri da verificare rispetto alle scelte che poi e le indicazioni che devono venire dall'Istituto Superiore della Sanità? Staremo a vedere quale sarà la proposta dell'Istituto Superiore della Sanità, visto e considerato che sono loro che governano appunto questo comparto, che è quello della salute dei cittadini, e le regioni hanno sempre detto che le indicazioni verranno accolte. Questo aspetto che continua a circolare, il Veneto rischia il rosso, lei la preoccupa o lo vede come una scelta che può essere anche utile in una situazione di difficoltà che c'è o no? Ma guardate, c'è il tema del rosso, cioè il Veneto avrà le restrizioni che dovrà avere rispetto alla condizione epidemiologica. È bene ricordare però fino in fondo che rispetto a questo, ad esempio, se guardiamo il tasso di ospedalizzazione, ci sono 5 regioni che hanno un tasso di ospedalizzazione più alto del Veneto e delle quali non si parla. E perciò quel parametro poi rispetto anche a tamponi e rispetto ai positivi dice che è sbagliato perché... Ma guardate, scusatemi, vorrei non andare avanti all'infinito con questa storia qua. È già chiaro. Quindi vi invito a non farmi più sta domanda, perché è una domanda che ormai ci avrò risposto penso 1000 volte e sembra quasi che sia diventata una giustificazione. Per cui se trovate qualcuno che vi dice sta roba dovete offendervi,
perché cavolo vi prende in giro? Cioè, continuare a farvi credere che il numero assoluto dei positivi è il problema, cioè, non lo so. Il dottor Flora è stato chiaro, no? Io ho lasciato che parlasse lui, cioè, quindi cioè, non è un problema politico, è un problema scientifico questo, è di conoscenza della matematica. Tosato. Sì, se è consentita una domanda extra Covid, prego, interna alla regione. C'è questa vicenda dell'assessore Donazzan che ha cantato l'inno fascista Faccetta Nera alla radio. La circostanza, come era prevedibile, è risultata sgradita a molti da parte dell'opposizione e anche adesso vedo della CGIL. C'è da una parte una richiesta di dimissioni verso l'assessore. Ricordo che l'assessore Elena Donazzan è, magari non tutti l'hanno presente, è un esponente di Fratelli d'Italia ed è assessore all'istruzione. E nei suoi confronti c'è invece la richiesta di revocarle le deleghe. Qual è la sua valutazione su questa vicenda? Ma guarda, sinceramente non ho neanche visto il fatto, nel senso che ho letto qualche agenzia. Devo dire che mi sembra di aver capito che ha partecipato alla Zanzara sicuramente in un contesto, diciamo, di una trasmissione che assolutamente, cioè, fa satira, è molto informale, no? Molto easy rispetto all'impostazione. Dico questo, dico che l'assessore si deve scusare quantomeno, visto e considerato che stiamo parlando, conosco la sua sensibilità e quindi immagino che non so, magari ha già provveduto, lo farà. Io non l'ho sentita, premetto questo. Faccetta Nera riprende purtroppo un periodo storico buio della nostra storia, è inevitabile che molte persone abbiano urtato la loro sensibilità nel vedere episodi come questi, perché stiamo parlando di un periodo delle leggi razziali, del colonialismo, stiamo parlando anche della condizione femminile in quei territori della Bissina, e tutto quello che conoscete meglio di me. Conoscete le mie idee e penso che siano doverose le scuse. Dopodiché prendo atto di tutte queste richieste, ne ho tutti i giorni di queste richieste. Grazie. Prego. Adesso Marchiori. Sì, Presidente, buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Io devo un attimo tornare sulla questione dei dati non allineati, non tanto per parlare dell'incidenza, quanto perché sono ormai mesi che parliamo di questa cosa, e quello che io non riesco a capire è perché dal governo ancora ci si trovi nella stessa identica situazione, nel senso che ormai è palese ed è logica, è matematica, che il numero dei positivi corrisponde a un tot di tamponi effettuati, però io vorrei capire che cosa si stia arenando nel creare un allineamento dei dati. La circolare chiarisce tutto, Solo che ci siamo beccati 2 mesi di polemiche per nulla. Comunque la circolare non l'abbiamo fatta noi, per cui dopo ve la spiegano, quindi perché chiarisce. Noi magari qui in Veneto lo sappiamo perché siamo qui tutti i giorni e ne parliamo e scriviamo da mesi, però tutte le altre regioni si trovano sempre a vedersi quella famosa la cartina dell'Italia, in cui il Veneto arriva sempre con questi numeri esorbitanti, e quindi è ovvio che nel resto del paese ci si chieda per quale motivo noi ad esempio siamo rimasti tanto in fascia gialla, quello che è. Sai, però non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Sì, però voglio dire, dal momento che ci sono proprio dati alla mano, quello che vorrei capire è che perché ci si stia arenando a livello centrale su questa questione. È stata fatta la circolare, quindi è stata fatta venerdì, hanno deciso dopo 2 mesi di discussione, di polemiche, che erano sufficienti 2 mesi, e quindi ci hanno graziato con la circolare adesso, no? Va bene, quindi... Vi ricordo che abbiamo iniziato a ottobre a vedere titoli in quelli Veneto è primo per contagi. Sapete qual è la gravità di questi titoli? Non è il lavoro che fate voi dignitosamente con professionalità che fate i titoli,
E non è neanche il tema del contenuto, no? Cioè tu dici 3.000 contagiati positivi nuovi ogni giorno. Sì, ho fatto 60.000 tamponi, e poi se la Basilicata fa solo 40 contagiati nuovi in un giorno perché ha fatto 400 tamponi, prendiamo atto anche di questo. La roba grave di tutto questo, sapete qual è? I commentatori del mondo scientifico che conoscono la verità e che fanno finta di non saperla. Andate a controllare tutti i commenti su questo dato che oggi viene chiaramente chiarito e sbugiardato con una circolare ministeriale. Andate a vedere i commenti del mondo scientifico che faceva finta di non aver capito qual era il problema, perché faceva comodo dire che avevamo tanti positivi. Ho fatto anche l'esempio del campo minato un giorno, vi ricordate? Dividete in due un campo minato, ci mandate 100 persone a sminare in una metà e una persona nell'altra metà, a fine giornata le 100 persone hanno trovato più mine. Diciamo che quella metà del campo è più minato? No, ci hanno solo lavorato 100 persone. E così è l'ottica dei tamponi. Però i titoli erano quella metà di campo ha più mine. E chi sapeva, era esperto bellico, diceva, sì, sono tante mine. Grazie. Prego. Van Zan e Bonet. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Premesso che il Veneto è rimasto a lungo tempo in fascia gialla perché così hanno stabilito ISS. l'Istituto Superiore di Sanità, che poi siamo diventati arancione, lo siamo adesso, e che probabilmente diventeremo rossi. Lei è tuttora ancora favorevole alla classificazione dell'Italia, delle varie regioni, in zone colorate, o secondo lei sarebbe il caso di un provvedimento nazionale unico per tutto il paese, dal momento che il virus comunque non conosce confini? Ma guarda, allora, innanzitutto le regioni hanno dato l'ok ad ottobre al provvedimento delle zone. Noi a tutt'oggi, bene ricordarlo, magari a qualcuno che si possa essere distratto, a tutt'oggi siamo soggetti a restrizioni, tranne i 2 giorni di giallo, giovedì e venerdì appena passati, dal 19 di dicembre. Lo dico anche ai grandi esperti, si sappia che noi siamo in restrizione dal 19 di dicembre. Abbiamo fatto arancione e rossa. E adesso abbiamo arancione, probabilmente durerà un paio di settimane da quello che si è capito. E il tema nazionale non è un tema irrilevante quello che poni, ma è un tema che deve essere chiarito, l'abbiamo detto anche stamattina, a livello nazionale, cioè la visione nazionale del livello di rischio rispetto a quello. Vi ricordo che ieri Merkel ha dichiarato il peggio deve ancora venire. Vi ricordo, ragazzi, allora o volete la verità o ci raccontiamo le favole. Allora, alla luce di questo, dico, chi ha una visione nazionale da un punto di vista scientifico? Ce l'ha il governo per il tramite dell'Istituto Superiore di Sanità. Sarà il governo a decidere. Se si decide la misura nazionale, noi saremo qui a prendere atto della misura nazionale. Ma io non ho elementi per proporla, cioè non so, vedo i dati delle tabelle, ma vedo solo quelli. Vedo che ci sono regioni che magari hanno una condizione di più tranquillità, altre che repentinamente sembravano tranquille e stanno riprendendo a crescere, altre ancora che hanno subito restrizioni autonome prima di Natale e che hanno la ripresa dei ricoveri. Andate a guardare le tabelle, fatevi la percentuale e vedete che sono regioni che hanno fatto arancione e rossa, che hanno i ricoveri che sono ripartiti sopra i nostri. Ma ho capito che l'osservatorio serve solo per il Veneto. Scusi Presidente, lei prima, non so se le sia scappata o se l'ha detta deliberatamente, adesso siamo arancioni, probabilmente durerà per un po' di settimane, quindi col DPCM del 15 noi restiamo arancioni? No, lo dico, sai perché probabilmente? Grazie di avermelo chiesto, perché la misura di solito dura 2-3 settimane. Il DPCM, guardate, non è dirimente per la durata, perché le misure previste per le zone sono 2 o 3 settimane. Per dire, la zona rossa prevede 3 settimane di zona rossa. E così l'arancione, la gialla e via. Cioè il monitoraggio viene fatto a ritroso dopo le 3 settimane passate o le 2 settimane passate. Quindi non aspettiamoci dal DPCM che dica il 16 non ci sarà zona arancione, perché il prontuario che prevede la zona arancione prevede questo. Bonet, sì. Prego. Sì, Presidente, solo una domanda. Prego. Corredo di quello che chiedeva prima il collega Pettenò. Quindi, diciamo così, le regioni... scusi, no, ma ti vedo, sono in una situazione un po' No, immagino. Allora,
magari Carlo si può farti... ecco, grazie. Basta che stai appoggiato con la schiena allo schienale. Sembra il Twister. No, scusate. Allora, dicevo, rispetto al tema dei criteri, quindi abbiamo capito che il criterio dell'incidenza è stato tolto dal tavolo sostanzialmente. Sì, io aggiungo, a meno che non decidano una percentuale di tamponi su base popolazione e allineino tutti i dati, ma ad oggi stiamo confrontando la performance di una 500 con una Ferrari, okay, e pretendiamo che la 500 corra come la Ferrari. Okay. Quindi sono stati individuati eventualmente degli altri criteri o no? No, ma guarda che questo tema che ho posto io è riconosciuto dal Ministro in giù, nel senso che è lampante che il dato non è un dato uniforme. Poi invece una curiosità, siccome diciamo così quello che ci ha detto oggi, come dire, emerge un certo fastidio per quella che secondo lei, mi corregga se sbaglio, è stata un po' una strumentalizzazione del caso Veneto, però è una strumentalizzazione che, se capisco, da parte dell'opposizione, che insomma fa anche così il suo mestiere, non capirei dal punto di vista degli scienziati, cioè oggi, se non sbaglio, sulla stampa forse c'è un'intervista a Miozzo, che è veneto ed è il coordinatore del CTS, il cui titolo è "In Veneto situazione fuori controllo". Allora la domanda che le faccio è: se è così, lei come si spiega questa strumentalizzazione da parte? No, guarda, ti ringrazio per la domanda e mi permette di chiarire. Scusate un attimo, mi permette sta fermi un attimo, mi permette di chiarire una cosa importante. Io non ho detto che non ci sia un problema in Veneto. In Veneto, l'ho detto al dottor Floro, abbiamo una pressione sanitaria che si sente, ringraziamo tutti i sanitari, ma lo sapete meglio di me, lo diciamo anche ai colleghi che salutiamo, che sono arrivati oggi, ai vostri colleghi, lo sapete meglio di me che siamo partiti. Allora, premesso che abbiamo un'ospedalizzazione importante rispetto alla prima fase, ma dobbiamo anche essere onesti e ricordare, ad esempio, che qui in Veneto, come diceva il dottor Flor, si prendono in carico tutti i pazienti e che questa mattina abbiamo 96 posti di terapia intensiva libera, cioè quindi la sanità tu la valuti per come risponde. Ve lo ricordate quando nella prima fase ricordavate le realtà che lasciavano a terra i pazienti che non riuscivano a ricoverarli, o le ambulanze in fila perché non riuscivano più a trovare i posti? Non è uno scenario del Veneto. Questo ci siamo? Secondo aspetto, hanno tentato la politica di far partire la polemica sulle bare. E noi abbiamo detto: fate l'ispezione ministeriale. È venuta l'ispezione ministeriale e ci ha detto: va che bravi, complimenti per come gestite. Anzi, ci hanno contestato una roba, se volete saperla, che c'era un posto di terapia intensiva in più allestito rispetto ai dichiarati. Libero? E hanno anche chiarito che le bare erano sostanzialmente di un obitorio dell'ospedale di Montebelluna, che ha 30 posti di capacità, che ha fatto da service, brutto termine ma rende l'idea, a funerali che non venivano celebrati il 7 e l'8 dicembre dai preti, e a funerali non celebrabili perché i familiari dei morti erano in quarantena. I morti Covid di quei 30 quanti erano? 10. E non erano neanche tutti ospedalieri, quindi questi morti. E anche lì è stata chiarita. Dopodiché io dico, tu hai parlato del mondo scientifico, dico sì, perché noi abbiamo iniziato una polemica da inizio ottobre sul famoso dato del Veneto è la regione con più positivi anche oggi. No, il Veneto è la regione che ha trovato più positivi perché ha fatto 60.000 tamponi. Allora io mi sarei aspettato dal mondo scientifico, che ha commentato a iosa questo dato, che avesse avuto il rispetto per i propri interlocutori, ovvero i cittadini, di dire: guardate ragazzi che questo è un dato che avevo visto in percentuale, non in numero assoluto. Ho guadagnato 1.000 euro in banca dai miei investimenti. Sì, ma quanto è in percentuale su quello che hai investito? Io invece ho guadagnato di più perché ho guadagnato 10.000 euro. Ma che percentuale sull'investito? Poi scopriamo che quello che aveva 1.000 euro di guadagno li ha fatti su 10.000 euro e quello che ha fatto 10.000 euro di guadagno li ha fatti su 1 milione di euro, quindi un pirla al secondo. Per questo io lo dico, ma qui non si giustifica nulla, cioè, però abbiate almeno la cortesia di darci una mano a diffondere dati che siano reali. Lo fate, però capite che a livello nazionale più di qualcuno li ha strumentalizzati. Ma non lo so, forse perché è un buon palcoscenico. Io avrei chiuso, c'è una collega
Buongiorno. Dopo la Marchiori c'è una collega che è arrivata adesso, mi aveva chiesto di poter parlare, Chiara Proietti, corretto? Di Piazza Pulita, prego. E se prendi un microfono ti sentono anche chi sta sentendo la diretta. Grazie Chiara. Buongiorno. Le volevo chiedere se lei conferma quello che aveva detto, nel senso che la situazione in Veneto è preoccupante soprattutto perché appunto sta circolando la variante inglese, se questo deve allarmare le altre regioni, e poi le chiedo, secondo lei in Inghilterra hanno attuato un sistema per sequenziare il virus pazzesco, forse in Italia stiamo facendo troppo poco? Ma guardi, partirei dalla fine. Il database nazionale ci dice che sequenziazioni ce ne sono poche e confrontato con i database internazionali c'è un bel lavoro che dà il numero di sequenziazioni per ogni paese, ci fa capire che noi siamo tra i fanalini di coda. Dopodiché io non so se alcune sequenziazioni fatte nelle segrete dei laboratori qualcuno se le tiene da parte perché deve pubblicare, attenzione, qualcuno, sto parlando a livello nazionale, non sto parlando del Veneto, e quindi non ci sono per questo nel database nazionale, oppure non ci sono proprio perché nessuno ha fatto i lavori. Noi abbiamo dato incarico all'istituto zooprofilattico, dal quale fra l'altro ricordo che ne è uscita anche con la dottoressa Capo la sequenziazione della viaria quella volta, no? E l'istituto zooprofilattico ha sequenziato, ma è da mesi che abbiamo dato questo incarico con delibera, e quindi sta sequenziando. Ha sequenziato su 5 tamponi, ha trovato 3 tamponi positivi alla variante inglese, punto, mi fermo qua. Io ho detto che c'è la variante inglese che è causa di questo, ho semplicemente, stavo cercando le sequenziazioni. Ho semplicemente detto, nel momento in cui si fa un'analisi, che una delle condizioni potrebbe essere questa, se è vero che è più contagioso da quello che dice la letteratura scientifica, ma una delle condizioni, l'altra condizione potrebbe essere, visto e considerato che noi da marzo abbiamo fatto lievitare in maniera paurosa i tamponi, e siamo passati da 2.000 tamponi al giorno a 60.000. Abbiamo assunto 1.200 medici, abbiamo i protocolli di cura, abbiamo i dispositivi che prima non avevamo, e se vogliamo parlare di case di riposo, avevamo nelle case di riposo, oltre all'assenza dei dispositivi, anche l'assenza dello screening. Oggi facciamo un tampone ogni 4 giorni, facciamo un tampone agli ospiti ogni 15 giorni. Ecco, alla luce di tutto questo, forse di mezzo c'è stato un lockdown che oggi non c'è più. Dall'8 marzo al 4 maggio noi abbiamo avuto un lockdown. Se lei va a guardare le terapie intensive del Veneto, che hanno raggiunto l'apice il 31 marzo con 356, vedrà che appena fatto il lockdown sono precipitate, ma il lockdown non è una zona rossa, lockdown vuol dire chiusi in casa, un'altra roba. Ma quindi scusi, in parte ha ragione il professor Crisanti quando dice che la variante inglese in realtà non c'è, non sta circolando in Veneto, e che i problemi sono altri della situazione che avete in regione. Allora, io penso una cosa fondamentale, che è questa. Intanto noi abbiamo avuto la sequenziazione di 8 mutazioni, che le ha fatte sempre lo zooprofilattico. 5 mutazioni sono nel database nazionale, 2 sono solo venete, delle quali non sappiamo nulla. Ad oggi nel database nazionale le 2 restano prettamente venete e una è quella inglese. Da qui a dire quale sarà l'incidenza e il peso rispetto al contagio non lo so dire. Di certo noi abbiamo un tasso di ospedalizzazione importante rispetto alla prima fase. Siamo passati da 2068 di picco della prima fase a 3400 pazienti. Li stiamo seguendo tutti, li stiamo curando tutti. Ringrazio tutti gli uomini e donne della sanità, però questa è la situazione. Dopodiché chiunque ha, anche qui lo dico in generale, chiunque ha la soluzione, perché noi a volte ci vengono fatte domande che competono ai tecnici, ma tutto il mondo scientifico che dice di aver capito tutto, noi siamo qui che preghiamo che qualcuno ci mandi una relazione e ci dica cosa dobbiamo fare, ma bisogna che sia firmata, perché ogni giorno ce n'è uno che ha un'idea diversa, e ad oggi posso garantire che qui relazioni non sono mai arrivate da nessuno, e sono già passati quanti? 11 mesi. Bene. È sufficiente? Sì, no. Grazie, lo dicevo perché avevo letto una sua dichiarazione in cui lei diceva
la situazione in Veneto è così grave perché circola il virus inglese. No, avete letto il titolo che forzava questo concetto, ma nella intervista che ho fatto su Repubblica il concetto era ben espresso, è stato fatto bene da Tonacci, perché dice c'è questa variante che ci preoccupa, del resto non possiamo non evidenziare che nel Kent questa variante ha fatto esplodere i contagi. E vedo che tutta la stampa internazionale quotidianamente parla della variante inglese e della variante sudafricana. Da ieri c'è anche quella giapponese, portata dai brasiliani rientrati in Giappone. Io seguo diciamo, tutto quello che è letteratura scientifica rispetto al coronavirus internazionale e vi posso garantire che il dibattito sulla variante inglese a livello internazionale non è quello nostrano che abbiamo qui noi. No, infatti per quello chiedevo se non voleva lanciare un monito dal Veneto rispetto anche alle altre regioni d'Italia, perché forse si sta parlando poco. Ma guardi, io non sono uno scienziato, io leggo semplicemente per tenermi informato. Di certo posso dire ai veneti che noi ad oggi stiamo curando tutti quelli che ne hanno bisogno, siamo quelli che fanno ossigenoterapia in casa, a domicilio, portiamo, mi sembra sia 40.000 saturimetri, 40.000 saturimetri consegnati per domicilio, abbiamo 57 USCA, unità che vanno dai cittadini a casa, lavoriamo bene con i medici di base, questa è la sanità del Veneto. Poi per finire, lo dico sempre, visto che sei nuova qui oggi, che bisogna rendersi conto che siamo davanti a un fenomeno naturale e quindi come tutte le cose della natura tu le puoi arginare, le puoi contingentare, ma vedere supereroi che dicono che hanno la soluzione per risolvere tutto, quando viene giù la montagna viene giù. Prego. Marchiori, poi passiamo agli altri. Giacomuzzo e passiamo agli altri. Presidente, mi scusi, volevo riallacciarmi un attimo all'ultima domanda del collega Bonet quando le ha chiesto se si dà una risposta al perché il Veneto sia tra virgolette screditato magari rispetto ad altre regioni per questi numeri. Volendo provare a dargli una chiave politica, lei esclude che in mezzo ci possa essere anche la questione dell'autonomia? Guarda, non lo so sinceramente, io non darei altri contenuti, direi sostanzialmente la situazione in Veneto è una situazione di forte pressione ospedaliera, ma di assoluta gestione, lo diceva il dottor Flor, e mi fermerei qui. Ci sono stati dei fatti invece artatamente strumentalizzati, il numero di positivi al giorno lo sapete meglio di me, le bare e altre questioni. Dopodiché, come cito sempre Sallustio, diceva che il sentimento che viene dopo la gloria è l'invidia, e quindi probabilmente stiamo pagando anche quello. E dopo è ghiotta, perché il palcoscenico del Veneto ti garantisce una visibilità che se vai a fare sti commenti in altre regioni. Vi ho ricordato che 5 regioni in Italia hanno un tasso di ospedalizzazione, cioè hanno più pazienti di noi in ospedale. Evito di citarvele perché non è un fatto negativo, poveri, hanno avuto anche loro difficoltà e sono grosse regioni, nessuno ne parla, sembra che il lazzaretto sia in Veneto, ma è assolutamente la situazione pesante del Veneto, ma trovo anche strano che a livello nazionale si parli di ricoverati del Veneto, siamo al 5° posto a livello nazionale per ricoverati. Abbiamo le terapie intensive, voi vedete sempre il dato delle terapie intensive, ma ci siamo accorti che sostanzialmente sono in linea con quelle della prima ondata. Da 3,56 siamo a 3,78, 3,80. Il vero tema sono i ricoverati in area non critica. Allora vuol dire che questo virus, lo dicevo prima a Piazza Pulita, non ho detto una cosa, nelle mutazioni non ti ho detto una cosa, se vuoi riprendere, che il virus che abbiamo sequenziato a marzo non c'è più in Veneto, c'è un altro virus, c'è un'altra mutazione. E quello che avevamo quest'estate, esordito d'estate, si è chiuso d'estate e dava tanti asintomatici, perché ogni mutazione poi porta con sé una sintomatologia. Quindi oggi noi non abbiamo più il virus di marzo della prima fase, quindi non so nel bene o nel male cosa porti questo c'è da dire alla comunità scientifica, ma lo devono scrivere, perché noi leggiamo la Gazzetta Ufficiale, non la Gazzetta dello Sport in questi casi. Giacomuzzo e passiamo oltre. Presidente, prima il dottor Flor faceva un passaggio sui comportamenti, diceva noi rispondiamo con il nostro comportamento solo quando siamo in zona rossa. Allora lei in zona gialla ha fatto un'ordinanza
per fare la zona gialla plus. Sta pensando di fare anche la zona gialla plus? Plus? Allora guarda, noi domenica scorsa abbiamo deciso davanti a una riunione importante del governo di dire che l'Istituto Superiore di Sanità disponga e noi applichiamo, punto. Ma questo l'abbiamo detto ormai da giorni, lo stiamo dicendo, come regioni sapete, non da nostra ragione. E basta, mi fermo qui. La zona gialla plus fu fatta, vi ricordo, dal 19 perché c'erano gli assembramenti del fine settimana. Il lunedì ci dissero facciamo noi il decreto perché è una roba vergognosa quello che è accaduto in tutta Italia. Il Corriere della Sera aprì, ma anche tutti i vostri quotidiani, il Gazzettino, Repubblica, il vostro, io me li ricordo tutti, apriste tutti con i fazzoletti o foto stile lenzuolo con gli assembramenti di Roma, di Milano. Arrivati a giovedì il governo ci dice no guardate abbiamo cambiato idea, non facciamo più nulla per il fine settimana, e noi ci siamo inventati nottetempo la zona gialla plus, chiudendo i confini comunali alle 2, che mi è costata video su casa mia, proteste, minacce, di tutto. Punto, ma non... ecco, io posso dire una roba, ieri sono andato a camminare ieri mattina per i campi, io vi do il bilancio che ho fatto, 30% non portano la mascherina, 30% mediamente la portano male, 30% il resto la portano bene. Ecco, se questo si ripete anche in giro per le città, in luoghi dove c'è più assembramento, il problema c'è. Sì, ma incroci gente e comunque c'è l'obbligo di portare la mascherina, vi ricordo. Io la faccio con l'FP2, figuratevi. Presidente, scusi, posso fare una domanda velocissima? Prego. Rispetto a tutto questo tema degli scienziati, volevo capire questo, nel CTS regionale non sono state portate questi contributi da parte del professor Crisanti o da parte di altri che poi ci ritroviamo sui giornali, perché c'è una sede istituzionale in cui questo tipo di dibattito tra scienziati dovrebbe arrivare a una sintesi, e in quella sede istituzionale sono state portate queste idee diverse? Grazie. Guarda, io il CTS non lo governo io, nel senso che c'è il dottor Saia che ne fa da coordinatore e non mi risulta che ci siano provvedimenti o analisi della situazione con la dottoressa Russo mi dice di no, cioè, sentite, penso che nessuno abbia la sfera della verità in mano, tantomeno noi, no? Se qualcuno ha una soluzione, però capite che davanti alla responsabilità di famiglie che soffrono, di pazienti che lottano tra la vita e la morte, è fondamentale fermarsi tutti un attimo e dire questa è la soluzione, allora, la si scrive, resta agli atti. No. Rispetto a questa fase no. Bene, possiamo andare avanti. Sì, e passare la parola prima al dottor Rigoli, così chiariamo la storia dei tamponi rapidi, altra leggenda metropolitana. Prego, dottor Rigoli. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Cerco di essere velocissimo perché credo che le domande poi sia la parte più importante. Temo di sì. Forse la prima domanda a cui rispondo è quella che tutti stanno scrivendo perché sono vestito di verde. Sono vestito di verde perché vengo giù dalla protezione civile, faccio i tamponi anche a loro, perché e dopodiché mi tolgo il sopracamice e il camice e vengo con questo che non è infettante e vengo a parlare. Allora, per essere pratico vi parlo di due documenti. Allora, il primo documento è quello che è stato prodotto dall'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, che è la società scientifica che unisce universitari e ospedalieri per quel che riguarda la microbiologia, che è uscito il 4 gennaio 2021, quindi poco tempo fa, e sostanzialmente cosa dice questa... vi ricordo che dentro questo documento c'è il direttivo nazionale dove c'è la professoressa Capobianchi, professor Baldanti e altri virologi. Sì, la professoressa Capobianchi è la responsabile della virologia dello Spallanzani di Roma, quindi autorità importanti. Allora, che cosa dice questo documento in maniera sintetica? Allora, innanzitutto dice che la biologia molecolare rimane comunque lo standard per la diagnostica, però dice anche un'altra cosa,
che la biologia molecolare non può essere considerata screening, un test di screening, non è mai stato nell'ambito della microbiologia, e quindi va rivisto l'approccio diagnostico. La terza cosa che dice questo documento inizia a distinguere i test antigenici rapidi, che non possono essere classificati tutti assieme, ma ci sono di prima, seconda, terza generazione. Questo è un passaggio importante. Quarta cosa che dice questo documento: affronta il problema dei CT e inizia a dare le linee guida, e questo è un punto importante, al di sopra di una certa quantità di CT, quindi sono i cicli, ne abbiamo parlato tantissime volte qua, ma adesso è ufficiale, dice guardate, non date positivo, ma rimettetelo su con un'altra metodica, se è negativo lo dovete dare negativo. Perché vi ho parlato di questo documento? Perché questo documento è stato citato anche nel documento del Ministero della Salute, nella circolare che affronta il test dei casi e anche della diagnostica. Lo dico anche perché se voi leggete questo documento vi riporta un po' indietro anche alle comunicazioni che abbiamo fatto in questa stanza, e che in qualche modo ci dà ragione, perché lo vedete nel documento, poi potete scaricarvelo, è firmato dal presidente nazionale Pier Clerici, voi andate nel sito e ve lo scaricate ed è presente. L'avevo diffuso già nei giorni scorsi, dottore. Perfetto. Adesso rapidamente andiamo al documento del Ministero della Salute. Cosa dice? Interessante, io vi faccio la sintesi, poi dice: primo, gold standard rimane la biologia molecolare. Secondo, dà un'indicazione importante e dice: attenzione, non utilizzate dei sistemi in biologia molecolare che cerchino solo la proteina S dello spike, perché potrebbe essere che se c'è la variante la biologia molecolare fallisce. Questo per dire quanto delicata è la diagnostica. Non è che si fa biologia molecolare e siamo sicuri al 100%, bisogna stare attenti, quindi prendere più target. La seconda cosa che affronta è la definizione del caso, ma lo lascio alla dottoressa Russo perché è il suo mestiere. Il mio mestiere invece è quello di affrontare la diagnostica e spiegarvi come vengono classificati i test antigenici. Allora cerco di essere semplicissimo. Test antigenici li abbiamo classificati a 3 livelli. Quelli di prima generazione sono quelli a saponetta, ve li ricordate, cromatografici, che hanno quella bandina rossa che viene letta ad occhio. Seconda generazione invece sono sempre a saponetta, hanno la bandina che è fluorescente, viene letta in maniera semi-automatica perché viene messa nello strumento che rileva la fluorescenza, e vi dico che già questi va scelto come test da utilizzare per lo screening dei sanitari. Quindi in sintesi dico che anche il documento, che è fatto bene, cioè ci dà delle indicazioni, il Ministero ci dà degli indirizzi, io penso che quello che noi abbiamo approcciato in Veneto come diagnostica sia assolutamente in linea con questo documento, anzi, se posso permettermi di dire, l'abbiamo un po' anticipato. Dico che e qui concludo, poi vi lascio le domande. Qui c'è la sinergia di tutti i microbiologi italiani, di tutti i virologi, che è ovviamente la strada giusta. Continuo a ripeterlo, che il lavoro di squadra produce dei documenti che poi sono utili, affidabili e ci servono in questo momento di difficoltà. Concludo dicendo che noi stiamo testando insieme ad altre regioni, perché adesso c'è anche Genova, quindi la Liguria, un test rapidissimo, sempre di terza generazione, con una risposta a 3 minuti. Ecco, vedete quanto va avanti la tecnologia, per cui oggi dico queste cose, ma magari fra 15 giorni sono già superate, ma non è colpa di nessuno. Bene, io direi che non ho altro da dire. Se facciamo prima la dottoressa, perché secondo me spiega. Le cose si compenetrano, sì. Vi scambiate voi. Certo. Ora, sì. Carlo.
Allora, buongiorno a tutti. Quello che diceva il dottor Rigoli, cerco di riprendere insomma quello che poi è specificato nella circolare, cerco anche di essere veloce per lasciare spazio alle domande. Allora, la circolare ministeriale che aspettavamo insomma tutte le regioni è arrivata ufficialmente venerdì pomeriggio e stiamo adesso predisponendo la nota per l'invio alle aziende ULSS. E come si diceva prima cerca di mettere ordine a quello che è l'utilizzo dei test per la diagnosi di caso. E infatti la cosa più importante che è contenuta in questa circolare è proprio la revisione della definizione di caso, perché quando per definire un caso di una malattia è necessario che ci siano 3 elementi fondamentali, che sono il criterio clinico, cioè i sintomi che la persona presenta, poi un criterio epidemiologico, quindi l'individuazione della situazione all'interno della quale si trova quel soggetto sintomatico, e poi un criterio che poi determina la conferma del caso, che è quello di laboratorio. Allora, il criterio di laboratorio includeva nelle circolari precedenti il test di biologia molecolare che doveva confermare il soggetto che veniva riscontrato positivo con il test antigenico rapido, anche se già le circolari precedenti dicevano che nel caso in cui c'era un link epidemiologico si poteva considerare solo il test rapido, solo che questa circolare non era molto forte nella sua espressione, perché non era stata modificata la definizione di caso. Adesso nella modifica della definizione di caso, che si trova tra la prima e la seconda pagina, dice che il test è confermato o con un test PCR di biologia molecolare oppure con un test rapido di terza generazione, che diceva il dottor Rigoli. Quindi i test di rapidi antigenici di terza generazione sono stati considerati equivalenti rispetto al test di biologia molecolare. E poi dice: nei casi di alta prevalenza, cioè di alta circolazione del virus, il tampone rapido che viene riscontrato positivo conferma il caso di una persona quindi positiva al SARS-CoV-2. Quindi questo per noi è un passo molto importante che modifica anche quello che è il comportamento che abbiamo adottato in via prudenziale finora. Perché qual era il comportamento che abbiamo adottato e che più volte ho cercato di specificare, cioè l'utilizzo di un testing che avesse la capacità di individuare il più velocemente possibile i soggetti positivi per poterli isolare e per evitare che questi potessero contagiare altri, quindi interrompere la catena di trasmissione. Adesso, in un contesto di alta prevalenza, la circolare ministeriale ci dice che anche tutti i tamponi, anche quelli di prima e seconda generazione, possono essere e devono essere considerati utili e importanti per individuare un caso e classificarlo come positivo, proprio per queste finalità di sanità pubblica. Quindi diciamo che la finalità di sanità pubblica insieme alla ricerca e alla finalità di approfondimento diagnostico di cui parlava il dottor Rigoli vanno nella stessa direzione, e così deve essere. Questa definizione di caso è stata appunto molto lunga e discussa proprio perché presenta molti aspetti che sono veramente molto importanti proprio nel cambiamento della definizione di caso. Quindi noi avremo, lo faccio breve, poi abbiamo fatto anche uno schema che vi faremo avere, il soggetto che si riscontra positivo col test rapido viene ad essere considerato positivo e viene messo in isolamento. Se invece abbiamo un test negativo rapido a fronte di una sintomatologia suscettibile di patologia, insomma di sintomi che possono essere riferiti a questo tipo di malattia, a questo tipo di infezione, in quel caso dobbiamo rifare il test rapido se si tratta di un caso appunto sintomatologico che ci può portare a questo dubbio, quindi c'è il criterio clinico, entro 2-4 giorni, oppure fare il test di terza generazione o di biologia molecolare. Quindi cosa succede? Che quando abbiamo un'alta prevalenza
È molto importante individuare i soggetti positivi e stare attenti a quelli che risultano negativi. Quindi cambia completamente il concetto. Quali soggetti negativi sintomatici? I soggetti negativi sintomatici che ci devono portare a dubbio non sono quelli che noi andiamo a fare, diciamo, privatamente o che andiamo a fare in farmacia come, diciamo, popolazione generale. Questo è specificato nel documento, ma sono i contatti, i soggetti che si trovano in un ambiente di comunità chiusa, i soggetti che si trovano esposti nell'ambito di un contesto sanitario o residenziale, oppure in particolari situazioni di altre comunità chiuse che possono essere le carceri o altre situazioni. Quindi questo è il percorso che mette in evidenza la circolare, quindi l'utilizzo del tampone antigenico rapido per individuare il caso positivo, attenzione ai casi negativi sintomatici e poi naturalmente questo allineamento della diagnostica che diceva il dottor Rigoli di terza generazione con la diagnosi molecolare. Poi è estremamente importante l'utilizzo del test molecolare che non consideri solo la proteina S, perché questo ci escluderebbe la diagnosi di altri virus che presentano la variante di cui si è parlato prima o altre varianti, quindi anche lì naturalmente la diagnostica deve andare avanti. Ecco, questo era. Bene, su questo che è un po' complicato vi diamo un diagramma di facile lettura, perché mi rendo conto che il tema è difficile. Quindi io avevo in ordine Vanzangia prenotata per tempo, Moscati che era ascoltata prima, Filippo e nient'altro. Giacomuzzo è stato 10 volte. Scusa Cristi, scusa, abbi pazienza. Cristina Giacomuzzo. Allora, cominciamo con la Vanzangia. Dottoressa, mi scusi, fino a ieri, cioè prima della circolare ministeriale, viene fatto il tampone rapido, il test rapido e risulta negativo. Aveva sintomi, cosa le facevate? Allora, se era dipende dal contesto. Allora, se era un soggetto a screening negli ambienti sanitari, chiaramente la presenza di sintomatologia porta ad un ulteriore approfondimento diagnostico. Cioè cosa facevate? Un tampone si fa un altro molecolare? test a breve Sempre intervallo rapido? di tempo, 2-4 giorni, o rapido oppure un test molecolare. Perfetto. Invece con la nuova circolare? Con la nuova circolare è la stessa cosa, cioè se il soggetto è negativo al test di screening, però risulta asintomatico, si fa o un altro test o il test di biologia molecolare. Non cambia niente. Non è cambiato niente? No, Vabbè. dal punto di vista degli screening che noi facevamo nell'ambito dei contesti sanitari o degli operatori sociosanitari che lavorano nelle strutture residenziali, il comportamento è lo stesso. Che l'ultima pagina della circolare ministeriale presenta questa tabella dove dice testing sintomatici, screening asintomatici e prevede in caso di esito negativo una conferma, come diceva lei, di 2-4 giorni con molecolare rapido di ultima generazione. Sì. Questo era già stato fatto? Questo è quello che viene fatto, anche perché noi, l'ha detto il dottor Rigoli, abbiamo fornito il test di biologia molecolare di terza generazione a tutte le strutture ospedaliere per fare questo. E per quanto riguarda le strutture residenziali, se vi ricordate, abbiamo fatto sì che ogni 4 giorni, lì che fosse sintomatico o asintomatico, ogni 4 giorni si faceva il test. Questo per rafforzare la capacità diagnostica del test, però cambia invece col soggetto positivo. Con lo stesso test, cioè con lo stesso tampone, oppure col tampone molecolare? No, nel caso che facevamo noi con lo stesso tampone, ma anche qua si può fare con lo stesso. No, qui c'è scritto la conferma rapido negativo in sintomatico o rapido negativo in asintomatico, è necessario conferma dopo 2-4 giorni con molecolare oppure con rapido di ultima generazione. È solo per capire se questa circolare cambia il tipo di testing oppure se resta tutto uguale. Forse qua sì, perché lui posso rispondere. Allora, in effetti lei si rifà allo schema finale dell'ultima pagina. Se però va a pagina 7 e si prende uso del test antigenico rapido nelle persone senza sintomi, e questo parliamo, c'è la prima parte che parla di screening di comunità
tipo scolastico, luoghi di lavoro eccetera, e lì non c'è e lì addirittura scrive la nota: in tale situazione il rischio di non rilevare tutti i casi o risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati e la possibilità di effettuare test periodici, mentre si continua nei test, cioè nei contesti sanitari invece di comunità chiuse o semichiuse, cioè nelle aree con elevata trasmissione, quelle a rischio, allora si dice di confermare. Quindi sono due gruppi, la circolare distingue i due gruppi. Quindi quello che lei vede alla fine si riporta più nei contesti sociosanitari delle comunità chiuse o semichiuse o quelli a rischio. Quindi ad esempio nelle case di riposo si useranno i test antigenici rapidi di prima e seconda o di terza? No, io penso che nelle case di riposo proprio ci stiamo organizzando, perché dopo questa circolare vale la pena andare su quelli più sensibili, quindi quelli di terza generazione. E ultimissima domanda, chiedo scusa perché ne sto approfittando: i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale attualmente che tipo di tamponi stanno facendo? Rientrano gli stessi, rimangono i tamponi che hanno, solo che adesso invece di confermare tutti i casi che si riscontravano positivi, questi non hanno bisogno di conferma e vengono messi già in isolamento. Se invece il medico ha un test negativo a fronte di un soggetto sintomatico con il dubbio clinico, ma penso che questo già veniva prima, è scritto che fa un altro test oppure lo manda a fare la biologia molecolare. Quindi la novità di fatto è, ma perché è una la definizione che di caso, prendendo voi, ma anche il fatto che cambierete tipo di testing nelle case di riposo? Allora, posso rispondere? Sì. Scusate, posso dire una roba, perché mi aspettavo la nuova domanda. La circolare, da come l'ho letta io, prevede che tu puoi usare il test rapido, l'importante è la frequenza. Anche nelle case di riposo. Infatti non devi cambiare test. Perché voi avete detto un'altra roba, Cioè tu hai detto, il fatto che si portino la terza generazione è una scelta che si fa, ma la circolare dice che tu puoi usare il test rapido, da quello che ho capito io, l'importante è che tu lo faccia a scansioni ravvicinate. Infatti. Ma noi lo facevamo già, lo facciamo ogni 4 giorni per gli operatori. Cioè, se posso aggiungere, guardate, il documento porta un cambiamento notevole, cioè dice che i test di terza generazione antigenici sono sovrapponibili quasi al molecolare. Questo è il grande cambiamento, quindi io tutto quello che facevo in molecolare dovevo confermare, lo posso fare intanto con... Dopodiché io faccio anche una considerazione, perché qui... Tenete conto che questa circolare viene fuori oggi, ma fra 15 giorni probabilmente ci ritroveremo, io spero di no perché nel senso che con le vaccinazioni spero che vadano meglio le cose, ma insomma ci troveremo qui con delle tecnologie nuove magari che obbligano a cambiare l'approccio in termini positivi. Scusami dottore, però la domanda che loro fanno è: quello che facevate prima nelle case di riposo sarebbe comunque ancora valido la circolare oppure no? Ma sì, noi abbiamo... Questo dobbiamo rispondere, allora, se no si presta un sacco di polemiche come al solito. Allora vi chiarisco questa cosa qui. I lavori scientifici, qui guardate, la circolare è fatta anche bene perché dà delle indicazioni di come usare i test di prima generazione e dà le indicazioni sull'interpretazione di quei test. Forse tanti malintesi e anche discordanze tra un test antigenico e la biologia molecolare è stata data dal fatto che la gente non ha capito bene qual è la lettura del dato. Vi faccio un esempio. Questa circolare dice: guardate che il test antigenico anche di prima generazione deve essere fatto almeno da 3 giorni che è avvenuto il contatto, no? Questo lo sapevamo tutti, no? Abbiamo sempre fatto così, però cos'è successo da qualche parte? Che magari uno faceva il test al secondo giorno o faceva anche il test al terzo giorno, veniva negativo, poi si sentiva male al quinto giorno, andava a fare la biologia molecolare, era positiva la biologia molecolare e risultava negativo il test antigenico di 2 giorni prima. Allora, quello che noi abbiamo sempre detto,
Guardate che per equiparare le due cose, vedere se funziona uno o l'altro, al quinto giorno tu fai il molecolare, ma fai anche l'antigenico, perché probabilmente ti trovi che è positivo, quindi tu non l'hai perso. L'hai fatto un giorno, 2 giorni. Un altro punto essenziale che vi dico è questo: guardate che stiamo facendo i conti con un virus respiratorio, non è un virus che rimane in latenza. Quindi io posso averlo negativo, il test sia in molecolare che antigenico, quel giorno, dopo 2 giorni mi viene positivo, anche dopo 8 ore, perché la cinetica di crescita di questo virus. Ma guardate, lo dico, non è che io devo difendere lui, non c'è la partita dei rapidi, non rapidi, perché questa è un'altra cosa che è un po' assurda, no? Qui noi tutti insieme stiamo cercando di utilizzare al meglio quello che abbiamo, questo è il discorso. E nel tempo abbiamo aumentato le frequenze, anche nel test antigenico. Guardate che la letteratura dice meglio indagini più frequenti che andare a puntare sulla sensibilità del metodo, e lo stiamo imparando questo. Meglio fare un antigenico di prima generazione ogni 4 giorni piuttosto che fare la biologia molecolare una volta ogni 20 giorni. Non ha risposto sulle case di riposo? No, sulle case di riposo ho risposto dicendo che noi abbiamo aumentato. No, perché quello che l'ho dato la spiegazione si collega. Allora, quello che sto dicendo è che abbiamo aumentato la frequenza anche con i test di prima generazione, no? Quindi abbiamo creato una condizione in cui abbiamo aumentato la capacità di rilevare il positivo, perché l'antigenico, qual è il punto? Che l'antigenico di prima generazione può essere negativo adesso, fra 6 ore mi viene fuori positivo, no? Ma la stessa cosa accade col molecolare per alcuni versi, quindi ha una sensibilità maggiore, però la risposta è questa qua. Dopodiché il ragionamento che facevo, perché qua bisogna stare, bisogna dire le cose come stanno, è che la tecnologia va avanti e se arriva un test che in 6 minuti, in 3 minuti mi dà la risposta con una sensibilità e specificità ottimale, cercheremo di correre e metterli giù dappertutto, perché la nostra finalità non è quella di cercare di fare la diagnosi più velocemente possibile con test più affidabili. La biologia molecolare non ci permette, guardate che non ci permette di screenare tutta la popolazione, ma non lo dico io, non lo dice lo dice il documento dei microbiologi nazionale. Sì, vorrei aggiungere una cosa se posso. Il primo che la biologia molecolare ci dà il risultato dopo quanti giorni mediamente? Beh, a seconda, se uno corre in 24-48 ore, ma 24 ore, quindi... Secondo aspetto, noi nel frattempo abbiamo comprato tutti i terza generazione. Quanti ne abbiamo comprate di macchinette? Sì, noi abbiamo preso già più di 300 strumenti di terza generazione, abbiamo iniziato già a usarli. Li avete mai visti? Sì, ma quelli sono venuti qua. Sì. Ma li avete visti? Noi, adesso c'è una nuova, eccolo lì, se vuoi farlo vedere, che è dell'ultima, ma metti l'ultima generazione. Mettile tutte e due, che poi non dico che facciamo pubblicità uno solo. Però. Ecco. Questi praticamente, dette in soldoni in base al circolare, questi sostituiscono il molecolare. Vuol dire che in 3 minuti e 11 minuti esattamente danno il risultato. Se volete vedere risultati a 4 giorni del molecolare, a 5 giorni, chiedeteci, vi facciamo vedere anche quali sono i laboratori. Ecco, per correttezza ce ne sono altri. Terza generazione sono questi. Questi terza generazione. Esattamente servono per processare i test seguiti? Sì, tampone. Cioè, anziché metterli nella saponetta c'è una... Ecco, io volevo appunto... È intelligenza artificiale, questa lavora con microchip. Le goccine si mettono dentro lì. Sì, io volevo appunto fare la domanda proprio su questo appunto. Ecco il microchip. Guardate che questo lo stanno provando a Genova da un mese e lo stiamo provando anche noi. Sì, ma almeno
Ne esistono altri e probabilmente la prossima settimana ne usciranno altri e succederà quello che è successo con i test rapidi di prima generazione, cioè un produttore, poi ne vengono fuori altri e poi si abbatteranno i costi. Dottore, mi scusi, ovviamente si esce dal laboratorio. Sì, altro aspetto non poco rilevante. Moscati, sì, sì, dottor Rigoli, proprio su questo volevo fare la domanda. Lei ha parlato di questi 3 metodi, prima, seconda, terza generazione, che parlano sempre di quello della parte che processa il tampone, ma come metodologia di prelievo siamo sempre uguali, cioè abbiamo sempre il tampone infilato nelle narici e con lo stesso metodo, giusto? Allora, guardi, brava, ha fatto una domanda corretta, nel senso che c'è un altro sviluppo nel tempo. Lo sviluppo nel tempo è questo, che vi ricordavate che il tampone era rinofaringe e si andava indietro, no? Adesso questo vale ancora per la biologia molecolare. Con i test antigenici invece si è osservato che la quantità di antigene presente sulla fossa nasale è superiore rispetto a quello che è a livello di rinofaringeo. Questo ci consente quindi di fare quello che abbiamo chiamato il baby tampone, no? Quindi 5 giri da una narice e 5 giri dall'altra. Tenete presente che gran parte dei grandi produttori, delle grandi aziende mondiali stanno passando nei test rapidi, anche di prima generazione, da rinofaringeo al nasale. Ecco, quindi vi faccio un esempio, perché non posso dire i nomi, ma una grossissima azienda, stesso kit, stesse saponette, stesso liquido, è passato dal rinofaringeo al nasale e la sensibilità del metodo è aumentata di 2 punti. Questo per dire quanto importante è il fatto di andare a cercare nella corretta posizione l'antigene. Ecco, ma allora quelli che adesso facciamo, per esempio, nostri che vanno, sono quelli di prima generazione, allora i nostri? No, allora le chiarisco che questo tipo di raccolta sta cambiando in quelli di prima, di seconda e di terza generazione. È proprio la raccolta dell'antigene. Perfetto. Ecco, e un'altra domanda, che invece mentre noi abbiamo messo 2 mesi per avere questo documento dal Ministero, però a me risulta, perché mi è stato detto da più parti, che si stanno facendo in giro, nella nostra regione, cioè nel senso vicino a noi, dei tamponi salivari, cioè è l'ordine dei dentisti, mi pare che faccia questi, dei tamponi salivari. Adesso la metodologia non la spiego qui perché all'ora di pranzo non è il caso. Ecco, comunque, e questi tamponi li stanno facendo, è un fai da te, da quel che ho capito. Lei cosa ci può dire? No, io vi posso dire che intanto c'è uno studio dell'Università di Padova che ha dato ottimi risultati, che sta andando avanti. Vi posso dire che ci sono alcuni test in biologia molecolare che sono certificati e accreditati per la saliva, con la raccolta del campione della saliva. Vi posso dire che nell'ambito sempre di questa diagnostica sta andando verso anche la saliva. Dopodiché c'è da discutere se è più semplice raccogliere la saliva oppure fare, ma lì poi lo vedremo, no? Intanto l'importante è avere varie possibilità, raccoglierle tutte, confrontarle, perché ecco qui che secondo me è molto importante, guardate, il confronto tra noi, mettere i dati sempre sul tavolo. Non mi stancherò mai di dire, noi non dobbiamo fare polemiche tra di noi dobbiamo mettere i dati sul tavolo e confrontarci. E questo è avvenuto nell'ambito dei microbiologi, perché abbiamo fatto delle riunioni webinar con 500 colleghi in discussione. Ecco, questa è la via giusta secondo me che dobbiamo seguire, e lo dirò, guardi, fino alla fine di questa pandemia. Grazie. Procediamo veloce, ragazzi, che è tardi. Tosato, Giacomuzzo, Marchiori, poi chiudiamo. La mia domanda dura 3 secondi e spero che la stessa durata ce l'abbia la risposta. Se ho capito bene, alla sanità
quindi inclusi i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, saranno riservati gli antigenici di terza generazione. Ho capito bene? No, facciamo rispondere alla dottoressa Russo, ma comunque le posso rispondere che quelli i dipendenti della sanità, cioè quelli ospedalieri, faranno tutto questi test qua. Ok, l'altra domanda, nel testing complessivo, è una domanda un po', si va un po' a spanne, ma insomma, come sono suddivisi? Qual è la tipologia dei tamponi nel testing complessivo, prima, seconda e terza? Se è possibile fare una valutazione. Ma guardi, adesso è difficile farlo. Le posso dire che per esempio a Treviso noi abbiamo da credo un mese e mezzo, 2 mesi, noi stiamo facendo tutti i dipendenti diciamo dell'ospedale, tutti con questo sistema di terza generazione. Grazie. Allora Giacomuzzo, Marchiori e Bonet che si è aggiunta adesso, poi chiudiamo. Sì, allora, una precisazione perché non ho capito quanti sono diffusi, allora quanto è diffuso questo tipo di test di terza generazione, quanti ne sono stati acquistati e quanti verranno, quando diverranno a regime tutti su questo? Ma guardi, acquistati abbiamo detto che abbiamo più di 300 strumentini, una gran parte di questi sono già stati distribuiti alle ULSS, è chiaro che bisogna organizzarsi, ma penso che nel giro di breve tempo, di qualche settimana, noi saremo a regime. Le critiche che muoveva Crisanti sui vecchi tamponi erano rivolte ai vecchi tamponi, a questi nuovi tamponi, perché anche se adesso il nuovo documento dice che comunque io col vecchio tampone di seconda generazione, se ne faccio 2 comunque sono in regola, per cui è valido. Che cosa poteva contestare a questo punto? Che cosa si contesta di Crisanti? No, la critica di Crisanti? Cioè la critica di Crisanti è che è generale. Anche qui vorrei un attimo chiarire una questione. Tenete conto sempre che questi test di prima generazione arrivano a rilevare un positivo che fino a 32-33 rapportato alla biologia molecolare, no? Quello che sapete a questi cicli qua. Sopra i 32-33 li perde. La domanda è: ma se li perde è un bene o un male? Perché a questo punto dai documenti che vengono fuori forse tra virgolette è un bene. Questo è un punto. Dopodiché c'è la questione del timing del test, no? Quello che vi dicevo prima. Tuttavia io vi dico qua, e continuo a dirlo, che personalmente sono pronto a sedermi con Andrea Crisanti e confrontare tutti i dati. È da mesi che lo dico, quindi io sono a disposizione di vedere i dati e controllarli e guardate che solo il confronto è costruttivo e ci porta fuori dalla palude. Un'ultima cosa, se ci dice qualcosa sui test fai da te che aveva... Sì, i test fai da te, guardi, sono andati avanti, c'è stato un rallentamento perché i comitati etici sono stati un po' lenti, quindi noi abbiamo dovuto aspettare, ma i risultati sono buoni. Tuttavia a questo punto ci facciamo una domanda di quanto dobbiamo andare avanti, perché il test che abbiamo assaggiato, cioè la saponetta che abbiamo utilizzato è stata approvata dall'FDA, quindi siamo dei granelli di sabbia rispetto a loro e quindi quello va bene. Per quanto riguarda invece l'approvazione, teniamo conto di questa circolare, quindi ci semplifica. A questo punto i dati li manderemo subito al Ministero e il Ministero farà il suo corso, quindi l'istituto, per vedere se danno la certificazione. Marchiori e Bonet. Sì, dottore, buongiorno, una domanda velocissima. Non so se ho capito bene, lei prima ha detto che se facendo il molecolare ci fosse una variante non si vedrebbe, ma questo significa che potrebbe addirittura essere più efficace in certi casi l'antigenico? Cioè, non ho capito. No, guardi, forse mi sono spiegato male io. No, di sicuro ho capito male io. No, allora la circolare, ho parlato della circolare. Sì, la circolare dice
se tu fai il test molecolare, non usare un test molecolare che cerca solo quel target lì, perché se quel target lì si modifica ti viene il risultato negativo. Questa è la questione, quindi è meglio trovare più target. Non lo so, io le dico quello che facciamo noi adesso abbiamo un sistema che cerca 4 target con i molecolari, con molecolare, quindi è difficile che cambino tutti e 4, se cambiano tutti e 4. Ok, avevo perso questo passaggio, grazie. Bonnet, chiudiamo, grazie. Rapidissimo, è stato fissato il limite dei CT, al di sotto del quale non c'è più... Allora, non è riportato nella circolare del Ministero, è riportato invece nella circolare dell'Ampli, in cui è stabilito a 35 per adesso in via cautelativa, perché sapete che a livello internazionale c'è la discussione tra 33 e 35. Okay. Allora abbiamo deciso di... La seconda domanda è che non so se vuole rispondere il Presidente, perché è un po' più, diciamo così, oggetto di polemica politica. Ma quindi la nuova circolare rispetto ai tamponi che finora sono stati fatti nell'RSA e negli ospedali ci dice che prima e seconda generazione erano troppo fallibili, fallaci, e quindi non andavano fatti, oppure no? Perché... chiedendo a me? Sì, no, nel senso... L'ho chiesto anch'io. No, rispondi. L'ho chiesto prima pubblicamente. No, perché è un po' nel solco della domanda che faceva la collega Avanzan prima. Cioè, siccome l'oggetto di polemica politica è finora in Veneto si è sbagliato nell'RSA e negli ospedali a fare i test di prima e seconda generazione. Questa circolare dice no, avete fatto bene, o sì, avete fatto male? Allora, questa circolare riporta le indicazioni e stabilisce dove usare quelli di prima e seconda. Adesso che sono venuti fuori, ma non do l'interpretazione politica, io grazie al cielo sono un tecnico e rimarrò sempre un tecnico, no? Cosa dice? Dice che con questa nuova tecnologia che è venuta fuori, dice che si può andare anche a coprire l'RSA e quant'altro, però noi ci siamo attenuti anche ad altre indicazioni a livello scientifico, per cui abbiamo aumentato con i test di prima generazione la frequenza in cui venivano eseguiti. Questo perché? Perché gliel'ho spiegato prima, no? In cui vi ho portato l'esempio che è meglio essere più frequenti che avere la biologia molecolare. D'altra parte faccio anche questa considerazione qua che nessuno qua ha fatto, no? Cioè, se io faccio un test antigenico e do la risposta in 11 minuti, il positivo prende e va a casa, viene isolato. Se io aspetto la biologia molecolare in contesti di intasamento, come è successo, perché guardate che potete controllarlo, perché poi noi quando arriva il campione in trasparenza anche di biologia molecolare viene cecchinato, viene registrato e viene registrato il momento in cui si firma il referto. Quindi i tempi sono registrati per tutti. E allora se voi avete dei referti a 24-48 ore, quello continua a circolare in ospedale, no, magari un asintomatico alto diffusore, e fa danni. Quindi è meglio avere qualcosa di rapido, veloce, ad alta sensibilità. Però io vorrei riporre la domanda, scusate, perché poi loro devono scrivere e loro non devono andare a casa con dubbi. Il loro dubbio è questo: fare il tampone come fino adesso ogni 4 giorni al personale, perché poi il virus entra col personale dell'RSA. Alla luce di questa circolare sarebbe atipico o è in linea con la circolare? No, è in linea con la circolare, vedete pagina... Perché parla di frequenza, ragazzi, esatto. Quindi facendoli ogni 4 giorni non hai la finestra. Prima? No, ma già con la prima, ma certo. Non c'era. Il titolo potrei dire: la frequenza rimedia ad eventuali problemi di sensibilità. Però siccome bisogna essere trasparenti, il tema quando la dottoressa Russo ha portato in accordo, poi confrontandosi con il dottor Rigoli, che qui in qualità di coordinatore delle microbiologie del Veneto, ricordiamolo, quando ha portato il piano di sanità pubblica e ha inserito il test ogni 4 giorni agli operatori, vi ricordo che i 30.000 ospiti non escono dalle case di riposo. Quindi hanno testato puntando sulla frequenza, no? Infatti la circolare, mi permetto di dire una roba, se la leggete bene, dice che il test rapido lo usi perché più ravvicinato che lo fai, se uno se lo facesse ogni mattina
c'è ancora più efficace, però 4 giorni, cioè, adesso questo io volevo... Ecco, è così, dottor Rigoli. Ma no. Certo, ma io penso che probabilmente uso troppo il linguaggio. No, se non è chiaro chiedete. Io chiedo scusa Presidente, ma ritorno all'ultima pagina del documento, dottor Rigoli. Tempi d'uso di conferma del test antigenico rapido in contesti ad alta prevalenza. Contesti ad alta prevalenza sono le case di riposo o sono, che ne so, le carceri? Cosa sono i contesti? L'alta prevalenza è la situazione epidemiologica regionale e nazionale. Noi in questo momento siamo in un contesto di alta prevalenza perché il virus in Italia e in Europa circola in maniera molto sostenuta. Ciò significa che quando noi andiamo a fare un test è molto più probabile che troviamo un soggetto positivo e quindi qualsiasi sia il metodo diagnostico che noi utilizziamo in quel momento ci dà la possibilità di individuare per motivi di sanità pubblica, è molto stressato nella circolare questo motivi di sanità pubblica, la possibilità, anche perdendo un po' di sensibilità e specificità, però di individuare un soggetto che è positivo. Se fossimo invece nella situazione di quest'estate, in una situazione di bassa prevalenza, sarebbe stato più consigliabile utilizzare dei test con maggiore sensibilità e specificità perché in quel caso un soggetto positivo necessitava di avere subito una conferma. Ecco, questa è la risposta. Scusi, se siamo ad alta prevalenza, cioè il virus circola tantissimo e qui il Ministero mi scrive screening asintomatici, quindi stanno bene apparentemente e esito negativo, qui mi dicono è necessaria conferma dopo 2-4 giorni con molecolare o test rapido di ultima generazione. Sì, diciamo che lo schema è stato oggetto di più revisioni e non comprende quello che poi è scritto all'interno, perché c'è una frase che dice che la frequenza dei test va valutata di volta in volta a secondo dell'ambiente, a secondo se ci sono dei focolai. È chiaro che se ci troviamo in una struttura, qualunque questa sia, dove abbiamo un focolaio, dove abbiamo una maggiore possibilità di trovare positivi, ci dobbiamo regolare di conseguenza. Questo rientra in quel concetto che abbiamo più volte detto anche di stratificazione del rischio, quindi non si può applicare una linea generale a tutti i contesti e a tutte le cose. Le cose che noi non dobbiamo perdere di vista sono due, secondo me. Uno, che abbiamo a disposizione fortunatamente dei test che evolvono e sono sempre più sensibili e specifici. Abbiamo a disposizione dei test che si fanno facilmente, perché anche questo è importante nell'applicazione di un test, e sono accettati sempre in maniera più facile, perché è un test che non è invasivo, che si fa in pochi minuti eccetera, ci consente di averlo più rapidamente, e l'obiettivo principale è individuare i veri positivi e non trascurare quelli che, anche se negativi, hanno dei sintomi. Questo è l'altro elemento innovativo che introduce la circolare. Dice non dormire sugli allori se risulti negativo e hai un sintomo, tant'è vero che dice al negativo se compare un sintomo devi subito andare a fare un altro test, qualunque questo sia. È chiaro che se fai un test che è più sensibile e specifico perché hai la possibilità di fare la terza, la quarta, la quinta generazione è meglio, però l'attenzione non deve fermarsi su questi, diciamo, distinguo che vengono lasciati al medico che fa la valutazione del caso, che non è solo il test di laboratorio. La valutazione è costituita anche dagli elementi clinici e dagli elementi epidemiologici e terzo dagli elementi di laboratorio che poi lo confermano o meno. Pensate che la presa in carico negli ospedali noi facciamo per i pazienti solo molecolare. Abbiamo pazienti che si positivizzano dopo il molecolare negativo. Sì. Ci hanno chiesto che i medici di medicina DLS hanno quelli che scelgono da cui. Sì, abbiamo i test i tamponi antigenici rapidi che ci vengono forniti dal Ministero. Prima generazione, sì. Che fatti a distanza ravvicinata. Grazie, arrivederci. Grazie ragazzi, buon lavoro. Si conclude dunque la lunga
conferenza stampa fiume del presidente Zaia insieme al dottor Rigola, alla dottoressa Russo, al dottor Flor, che hanno fatto il punto sui tanti temi, dal nuovo DPCM dopo l'incontro con il governo alla validazione dei test rapidi. Adesso lancio le previsioni del tempo, una pausa pubblicitaria e poi torniamo con gli ultimi aggiornamenti e la chiusura di questa diretta tra poco. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento al nord, tempo decisamente stabile, ma il clima risulterà ancora piuttosto freddo a causa di correnti nord-orientali che faranno calare ulteriormente le temperature. Il dettaglio di lunedì 11 gennaio. Sul Veneto ancora condizioni di tempo asciutto, lo vediamo dalla grafica, il contesto sarà quello di una giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno o velato su tutte le province, venti di bora in attenuazione. Temperature ampiamente sotto zero un po' dappertutto, valori massimi invece fino ai 4 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà sostanzialmente la stessa. Non mancherà la presenza del sole, il cielo sarà sereno solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime fino a meno 4 gradi, massime invece sui 3-5 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole, senza nubi dappertutto. Temperature minime piuttosto rigide, massime fino ai 2-3 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. In diretta si è conclusa dunque dopo 2 ore esatte la conferenza stampa del presidente Zaia, tanti temi, naturalmente anche tante le domande dei colleghi presenti nella sala stampa di Marghera, perché quella di oggi, la notizia della validazione dei test rapidi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, poi diffusa con una circolare del Ministero dell'Interno, dà di fatto ragione al Veneto che usa i test rapidi e che da tempo chiedeva che venissero inseriti i risultati ottenuti con i test rapidi nel conteggio complessivo dei positivi e quindi non solo inserendoli nel computo dei molecolari. Questa validazione è arrivata, il dottor Crisanti e la dottoressa Russo hanno fatto il quadro complessivo dunque della situazione. Presidente Zaia che poi naturalmente ha parlato anche dell'esito dell'incontro che c'è stato questa mattina tra governo con il ministro Speranza e il ministro Boccia e le regioni. Andiamo con ordine però, vediamo il bollettino dei positivi nella nostra regione nelle ultime ore. Sono 899 le nuove positività in Veneto rispetto al report di ieri pomeriggio. Complessivamente nelle 24 ore sono 1715 i nuovi positivi con un'incidenza dell'8%. Per quanto riguarda poi il carico negli ospedali, un carico che rimane, ha detto il presidente Zaia, ma anche il dottor Flor, importante. Sono 3.387 le persone attualmente ricoverate negli ospedali del Veneto, di queste 389 in terapia intensiva, numero che è rimasto invariato nelle 24 ore, e 294 in area non critica, con 2 pazienti in più rispetto alle ultime 24 ore. 38 invece le persone che purtroppo hanno perso la vita nella nostra regione nelle ultime ore. L'incontro tra governo e regioni. Innanzitutto una novità, ovvero che il dato che sembrava dovesse essere inserito, ovvero quello
dell'incidenza, cioè di quanto pesa il numero di positivi per 100.000 abitanti, è un parametro che al momento sembra messo da parte. Perché? Perché le regioni, ma anche lo stesso ministro Speranza ha spiegato, Zaia ha ammesso che è un dato non del tutto veritiero di quella che è la situazione. Perché? Perché le regioni che fanno più tamponi, come il Veneto, l'abbiamo detto più volte, naturalmente registreranno anche maggiori positivi rispetto ad altre realtà regionali. Per questo le regioni hanno chiesto che venga riconosciuto un dato uniforme tra regioni in modo che ci sia un'uguaglianza di situazione tra tutte le regioni. Quindi se dovesse essere preso in considerazione il parametro, questo parametro dell'incidenza di positivi a ogni 100.000 abitanti, ma che venga trovato un dato univoco per tutte le regioni. Il dottor Flora ha fatto poi anche il punto sulla situazione proprio degli ospedali, dicendo che oggi ci sono 96 posti liberi in terapia intensiva, 96 posti dunque vuoti, perché fortunatamente non ci sono pazienti da ricoverare. Ha poi detto, insomma, tenendo conto che nel fine settimana naturalmente si ferma quella che è l'attività chirurgica, quindi ci si aspetta che nei prossimi giorni questi posti vengano occupati, ma proprio per attività chirurgica. E poi ci sono, ha detto, 50 ricoveri in meno al giorno in area non critica, e che il rapporto tra nuovi entrati e dimessi in terapia intensiva ha un saldo di 20 posti letto al giorno. Intanto ci sono delle indiscrezioni che emergono proprio dopo l'incontro tra regioni e governo. Lombardia, Campania e Friuli Venezia Giulia avrebbero chiesto al governo che tutta Italia diventi un'unica zona arancione. La maggioranza dei presidenti, secondo quanto si apprende, avrebbero condiviso la necessità di mantenere le misure nelle prossime settimane. Ma Attilio Fontana, governatore della Lombardia, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Vincenzo De Luca della Campania avrebbero chiesto una linea di prudenza uguale per tutta Italia, con il paese in zona arancione ed eventualmente ulteriori strette in caso di peggioramento dei dati. Dai presidenti sarebbe poi arrivata al governo la richiesta di ristori certi per le attività che rimarranno chiuse. Il tema dei ristori che porta all'altra indiscrezioni che sta emergendo, ovvero sembra che il governo sia sempre più indirizzato a questa ulteriore stretta alla movida, e quindi con il divieto per bar dopo le 18 dell'attività di asporto, una misura che sta già creando molte polemiche proprio all'interno della categoria. Queste dunque al momento le indiscrezioni che arrivano dopo l'incontro di questa mattina. Ce ne saranno altri, ha detto il presidente Zaia. Da quello che si apprende, domani il documento dovrebbe passare in Parlamento, e poi da quello che dicono fonti del governo, tra giovedì e venerdì dovrebbe arrivare il documento definitivo, quindi nuovo DPCM, anche se proprio durante la conferenza stampa il presidente Zaia ha detto che la zona arancione potrebbe proseguire almeno per un'altra settimana, quindi una decina di giorni. Questo solitamente sono il periodo di validità dei provvedimenti, e poi eventualmente scattare un nuovo provvedimento, e quindi eventualmente nuove restrizioni per il Veneto in un'altra fascia di rischio, ma questo lo capiremo nei prossimi giorni, anche appunto alla luce di quello che sarà il documento definitivo adottato dal governo con un nuovo DPCM. Ampio spazio poi nel corso della conferenza stampa, come era da immaginarlo, il tema della validazione dei test rapidi, validazione che è arrivata con una circolare del Ministero venerdì, e che noi vi abbiamo dato proprio durante i nostri telegiornali in tempo reale. Una validazione importante che dà di fatto ragione a quelle che erano le richieste del Veneto, ma il dottor Rigoli, e già ieri nel corso del nostro telegiornale di Treviso vi avevamo parlato di questo, sta già utilizzando, lo sta utilizzando lui, ma ha detto lo si sta utilizzando anche nella microbiologia a Genova, un nuovo macchinario, quindi di terza, ma forse anche quarta generazione, proprio per i test rapidi, considerati per questi di ultima generazione alla stregua dei test dei tamponi molecolari. Adesso ci fermiamo ancora per una pausa pubblicitaria e poi torniamo con gli ultimi aggiornamenti. A tra pochissimo.
Rieccoci in diretta, un ultimo aggiornamento sul fronte vaccino anti-Covid. Arriverà domani con 47.000 dosi in consegna il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna destinato all'Italia. Lo stock giungerà a Roma e sarà portato all'Istituto Superiore di Sanità per poi essere distribuito in alcune regioni. Per questo primo lotto, come vi avevamo già detto noi in apertura, si sta valutando l'ipotesi di una consegna alle regioni virtuose, ovvero quelle che in questa fase riescono a smaltire attraverso un numero elevato di somministrazioni più rapidamente le dosi. Questo dunque è l'aggiornamento sul fronte vaccino. Vi ricordo questa sera alle 21:15 in diretta nuova puntata di Ring, durante la quale vi daremo conto dell'esito del sondaggio che vi presentiamo e che riguarda quanto accaduto negli Stati Uniti la settimana scorsa con l'occupazione del Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump. Conseguenza di questo la decisione di molti social di bloccare il profilo dell'ex presidente americano Donald Trump. Vi chiediamo proprio: social, giusto bloccare Trump? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 16 26 691. Se la risposta invece è no, il numero da comporre è lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché venga registrata la vostra risposta. L'esito, come detto, questa sera nel corso di Ring, che vedrà come ospiti il dottor Roberto Rigoli, direttore delle microbiologie del Veneto, e poi Alberto Villanova della Lega, Federico Capraro, presidente Ascom Treviso, Giacomo Possamai del Partito Democratico, Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno, e poi ci sarà anche un collegamento con Alberto Gottardo della trasmissione radiofonica La Zanzara per parlare della polemica di queste ultime ore, di cui ha parlato anche il governatore Zaia, che ha investito l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che durante proprio una puntata della Zanzara ha cantato la canzone fascista Faccetta Nera. Dunque tanti temi sul tavolo anche per questa puntata di Ring. Vi ricordo alle 21:15 in diretta questa sera su Antenna 3, noi siamo in chiusura, l'edizione dei nostri telegiornali alle 18:30 puntuali questa sera. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.